La regione del Veneto è un territorio dalle innumerevoli vocazioni, frutto della sua storia e della sua vitalità, volto all'innovazione, all'eccellenza e all'internazionalizzazione. È consapevole delle sfide che deve affrontare per proseguire il proprio percorso di innovazione e modernizzazione. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione e nella formazione, puntare sull'innovazione e le nuove tecnologie, rendere più efficiente la pubblica amministrazione sono infatti alcuni dei temi al centro dell'agenda regionale. La Regione del Veneto, per affrontare queste sfide, può disporre di un apposito fondo messo a disposizione dall'Unione Europea, il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede ogni 7 anni la costruzione di un programma operativo condiviso tra la Regione e la Commissione Europea, sulla base dei bisogni e delle necessità del nostro territorio. Nell'attuale programmazione 2014-2020, la Regione del Veneto, nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dispone di 764 milioni di euro per interventi rivolti all'occupabilità, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, il miglioramento della capacità istituzionale. L'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, designata autorità di gestione del fondo FSE, mette a disposizione le risorse attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. I principali beneficiari destinatari del fondo FSE sono i cittadini, giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, persone in condizione di svantaggio, oltre alle imprese e alla pubblica amministrazione. Con il Fondo Sociale Europeo, messo a disposizione dall'Unione Europea e dalla Regione del Veneto, la formazione cresce, l'occupazione cresce, l'inclusione cresce, il Veneto cresce. La Regione del Veneto è un territorio dalle innumerevoli vocazioni, frutto della sua storia e della sua vitalità, volto all'innovazione, all'eccellenza e all'internazionalizzazione. È consapevole delle sfide che deve affrontare per proseguire il proprio percorso di innovazione e modernizzazione. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione e nella formazione, puntare sull'innovazione e le nuove tecnologie, rendere più efficiente la pubblica amministrazione sono infatti alcuni dei temi al centro dell'agenda regionale. La Regione del Veneto, per affrontare queste sfide, può disporre di un apposito fondo messo a disposizione dall'Unione Europea, il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede ogni 7 anni la costruzione di un programma operativo condiviso tra la Regione e la Commissione Europea, sulla base dei bisogni e delle necessità del nostro territorio. Nell'attuale programmazione 2014-2020, la Regione del Veneto, nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dispone di 764 milioni di euro per interventi rivolti all'occupabilità, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, il miglioramento della capacità istituzionale. L'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, designata autorità di gestione del fondo FSE, mette a disposizione le risorse attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. I principali beneficiari destinatari del fondo FSE sono i cittadini, giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, persone in condizione di svantaggio, oltre alle imprese e alla pubblica amministrazione. Con il Fondo Sociale Europeo, messo a disposizione dall'Unione Europea e dalla Regione del Veneto, la formazione cresce, l'occupazione cresce, l'inclusione cresce, il Veneto cresce. Ciao. Dov'è? Fabio. Ecco qua, sì. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Iniziamo questo evento. Vi do solo alcune note tecniche prima di iniziare. Allora, l'evento è registrato e da domani sarà sul nostro sito fse1420.regioneveneto.it
IT, i microfoni di tutte le persone collegate tranne i relatori sono chiusi per ovviamente avere una qualità audio migliore, e durante l'evento è possibile fare domande, ovviamente poi a seconda della quantità vedremo se riusciamo a rispondere, oppure ovviamente ci riserviamo di comunque riportare le domande e le risposte più significative in una qualitaria che creeremo all'interno appunto del sito FSE 1420, e nel sito sempre 1420 pubblicheremo tutti i materiali che saranno illustrati oggi dai relatori, e nei prossimi giorni poi riceverete un brevissimo questionario anonimo che ci serve insomma per fare una valutazione sulla qualità di questa giornata di oggi, che spero insomma sia interessante, che possa dare a noi, a voi insomma degli spunti per sia l'attività 2021 che ovviamente per la prossima programmazione. Allora possiamo iniziare, e io cedo la parola al nostro bravissimo assessore Era Donazzan, che è collegata, e a cui chiedo insomma di iniziare questa mattina di lavoro. Grazie. Allora, grazie e buongiorno a tutti. Lo dico soprattutto alla dottoressa Adelina Moreira dos Ros e a Conzimu e a Ludovico Conzimu. Avremmo voluto ospitarvi ancora una volta, intanto ben rivisti. Avremmo voluto ospitarvi come nostro costume nella nostra bellissima Venezia, ma questo tempo strano che ci fa impegnati anche sui nostri temi ad affrontare questa che è la più incredibile, perché non voglio dare altri aggettivi, tra i momenti che non avremmo mai immaginato di dover vivere, ci fa fare questo incontro che ormai è una bellissima e felice abitudine a distanza. In effetti, dopo che vi do il benvenuto, e do il benvenuto anche a tutti coloro che si sono collegati oggi, la premessa è proprio quella del tempo in cui ci stiamo trovando, ci siamo trovati anche al termine di una programmazione che per noi è stata estremamente ricca di spunti e di grande interesse, ma che ha visto quest'anno tutti noi essere resilienti. Non solo l'abbiamo chiesto al mondo fuori, l'abbiamo anche preteso e ottenuto dal nostro mondo dentro. E per dentro intendo chi deve gestire tutto questo. E io veramente voglio ringraziare tutti i miei dirigenti e i collaboratori. Sono ottimamente guidati dal dottor Romano, che non a caso il presidente Zaia ha voluto riconfermato a capo di una unità molto delicata, che oggi vede un strategico riposizionamento delle deleghe, perché dall'area capitale umano, cultura e turismo che avevate conosciuto un anno fa, oggi il Veneto parla di sviluppo economico e capitale umano. Vuol dire che anche la prospettiva che la Commissione ci chiede di programmare fondi che abbiano la capacità di interloquire tra FESR e Fondo Sociale Europeo diventano e avranno con la struttura della Regione del Veneto, la parte amministrativa, la parte che deve poi leggere i bisogni del territorio di una società che sta mutando, avrà da quest'altra parte una regia condivisa e unica, perché oltre allo sviluppo economico la nostra amministrazione regionale, il Presidente, ha voluto in capo al dottor Romano anche tutta la programmazione dei fondi europei. Questo ci aiuterà e penso e spero, dottoressa Moreira dos Reis, che questo possa diventare anche di stimolo alle altre regioni italiane e perché no alla Commissione stessa, perché la buona valutazione delle programmazioni europee che voi ci avete sempre attestati, di ottenimento dei risultati, di buona gestione amministrativa, questo avrà una nuova sfida con questa nuova interrelazione. Ma veniamo all'oggetto di questo nostro incontro di oggi, in questi miei saluti istituzionali che cercherò di tenere asciutti. Perché poi è vero che è bello riuscire a parlarci così, però anche la soglia dell'attenzione scema. La passione che ci si mette quando si è in presenza non è sostituibile. Accanto al dottor Romano, dicevo, c'è tutta la direzione che dalla direzione istruzione e formazione alla direzione lavoro hanno saputo
anche in questo momento, visto che parliamo di questo anno terribile, particolare, difficile, hanno saputo rivedere e riprogrammare. Guardate, noi ci siamo mossi subito, immediatamente a marzo 2020, quindi stato di crisi per l'Italia è stato certificato con decretazione il 31 di gennaio del 2020. A febbraio ci siamo resi conto che non era una cosa da nulla, ma che venivano modificati tutti i nostri comportamenti professionali, di relazioni, le scuole chiuse, i lavori che non si potevano fare, le aziende aperte per codice di riferimento, un mondo sconosciuto. E allora noi a marzo 2020, dove avevamo una programmazione che stava avendo la sua accelerazione finale, perché noi abbiamo bene sempre, ma questo sarà oggetto anche successivo, certificato la spesa secondo i tempi e la tempistica che la Commissione, che il desk del Fondo Sociale Europeo ci ha richiamati a rispettare. Nel marzo 2020 noi avevamo già fatto una valutazione di merito della programmazione che avevamo in corso e di che cosa si dovesse accelerare o che cosa dovesse essere tenuto e cosa si dovesse sospendere per ovvie ragioni. Banalmente la stessa formazione in presenza che vincolava la programmazione stessa aveva una sua, doveva essere rivista. Quindi accanto a questo noi abbiamo quindi cercato di rispondere all'emergenza con tempestività nel riaggiornamento dei programmi e dei bandi che avevamo già calendarizzato e dall'altra abbiamo attivato misure straordinarie. Allora abbiamo dato continuità ad alcuni strumenti che ci parevano efficaci, che avevano misurato la loro efficacia, ma che erano anche compatibili col momento in cui stavamo vivendo. E quindi le work experience o le iniziative di outplacement, perché già si cercava di capire cosa sarebbe accaduto e cosa stava accadendo. Abbiamo mantenuto alcune misure che erano legate all'occupazione femminile, inserendo strumenti utili nel momento della chiusura. Per esempio, il bando Veneto delle donne, quindi dedicato anche all'obiettivo che sempre ci viene richiamato dell'occupabilità femminile, noi l'abbiamo mantenuto, rafforzato e abbiamo inserito all'interno il voucher di connessione. La smart working lo puoi fare se sei connesso, altrimenti se non hai coperture, non hai risorse economiche per dotarti di una strumentazione adeguata. O dall'altra il voucher di conciliazione, perché anche il tema della conciliazione con il proprio tempo famiglia e le esigenze familiari, sia di accudimento di minori che erano a casa da scuola, quindi con un problema ulteriore per una donna che dovesse lavorare, ci è parso di mettere quindi all'interno di una programmazione che c'era già strumenti innovativi. Siamo stati, ma questo lo sapete già, con il governo nazionale sui tavoli per quello che viene chiamato accordo provenzano, ovvero l'accordo con il Ministero della programmazione dei fondi comunitari e del Sud. Che cosa abbiamo ottenuto lì? Il governo ci chiedeva un mutuo scambio di risorse di bilancio, diciamo così, e però noi abbiamo ottenuto in questo modo di avere una copertura di ciò che comunque era da utilizzare per il Fondo Sociale Europeo attraverso i fondi di sviluppo e coesione. Che cosa faremo con i fondi di sviluppo e coesione? Porteremo a termine la programmazione europea, evidentemente, con la tempistica che ci viene richiesta e con l'efficacia che ci viene richiesta. Questo ci serve anche, lo dico a tutti gli interlocutori, per dare anche un'accelerazione ai tavoli di partenariato della prossima programmazione comunitaria, perché il 21-27 è alle porte. Evidentemente tutta Europa ha avuto un suo rallentamento, è come se avessimo avuto un anno di sospensione, però noi manteniamo quella rotta, cioè 21-27, ancorché slittato di un anno, dovrà vederci fare tesoro di questa nostra capacità di essere stati in grado di rispondere tempestivamente ai cambiamenti, sapere che la programmazione che si è chiusa ci porta con sé delle valutazioni di merito su quali misure hanno avuto grande efficacia e quali magari non serviranno più, e vedere come strutturale 21-27.
Vado velocemente su cosa abbiamo fatto invece in Covid-19, cioè in questo momento di straordinaria età. Noi abbiamo impegnato 119, quasi 120 milioni di euro sui 764 complessivi del Fondo Sociale Europeo. Sono fiera di dire che non avevamo molte risorse che residuavano, perché eravamo in linea con la spesa, con gli impegni e con la spesa che appunto la Commissione ci controlla e ci richiama a rispettare. Quindi noi avevamo queste risorse abbiamo riprogrammato per attività economiche, per i lavoratori e per le famiglie. E quindi con appunto l'accordo con il governo ci verranno restituite con i fondi di sviluppo e coesione e noi proseguiremo facendo ciò che non ci è stato permesso di fare. Siamo riusciti ad aggiungere anche ulteriori risorse regionali per ottenere l'obiettivo di non lasciare fuori nessuno. Siamo intervenuti per esempio laddove la normativa italiana e quella europea non permettevano di occuparci di alcuni lavoratori proprio sull'aiuto al reddito perché non erano compatibili con la programmazione comunitaria e nemmeno con i soldi, con le risorse nazionali, ne abbiamo trovate noi sul bilancio regionale. Faccio riferimento per esempio al sostegno al reddito per i dipendenti di una forma di realtà di gestione, diciamo, delle scuole dell'infanzia, che sono una realtà che c'è sostanzialmente solo in Veneto perché è figlia di donazioni del passato, quindi ha una struttura che non è esattamente quella delle realtà della programmazione comunitaria ed erano scoperte, quindi era un mondo di lavoratori del mondo dell'infanzia, degli operatori del mondo dell'infanzia che erano fuori da ogni risorsa a loro disposizione. Abbiamo attivato dei bonus per persone con disabilità impegnate nei tirocini, perché il rischio in una situazione come quella che stiamo vivendo è che i più fragili siano ancora più fragili, che quindi siano fuori da tutto, anche perché le imprese oggi hanno difficoltà a mantenere la propria forza lavoro e quindi non hanno disponibilità per accogliere qualcun altro che rappresenta loro più una spesa che un valore, e siamo intervenuti anche su questo. E poi siamo andati in aiuto alle famiglie di quei ragazzi che frequentano i nostri corsi di formazione professionale, che in parte finanziamo con il Fondo Sociale Europeo, che aiutano all'abbattimento della dispersione scolastica e all'inserimento al lavoro, che sono i fondi, i percorsi di formazione triennale. I ragazzi lì sono i figli di stranieri, spesso sono figli di famiglie con anche debolezze culturali. Lì siamo intervenuti per acquistare device a disposizione delle scuole, quindi saranno patrimonio della scuola in prestito ai ragazzi. Alcune iniziative che abbiamo fatto di riprogrammazione con il Fondo Sociale Europeo. Abbiamo due settori in grave crisi, così come ci chiedeva la Commissione, andate in soccorso alle realtà che più hanno sofferto, quindi cultura e turismo. Turismo, prima industria del Veneto. Cultura e turismo completamente chiusi, musei chiusi, teatri chiusi, turismo, Venezia, 40 milioni di visitatori, siamo tendenti allo zero perché erano quasi tutti stranieri, quindi qui è un disastro, veramente è una città povera, spettrale e che oggi è vittima anche di diciamo azioni speculative che non sono italiane, che sono spesso nemmeno europee. Allora, siamo intervenuti per le attività economiche, ritenendo cultura e turismo, come sapete bene voi che ci seguite, avendo già fatto nelle scorse programmazioni, abbiamo valorizzato la cultura come attività economica, con le imprese creative, con i laboratori di formazione per le professionalità. E quindi abbiamo fatto due bandi del valore di 6 milioni di euro, 500 aziende e oltre 1600 lavoratori per le realtà più colpite, solo di questi due settori, cultura e turismo. Che cosa abbiamo fatto all'interno di questi bandi? Abbiamo immaginato dei piani di rilancio, di aumento delle competenze, della digitalizzazione per fare oggi cultura e turismo anche in un altro modo. Abbiamo finanziato realizzazione di nuove produzioni e nuovi spettacoli, perché se noi facciamo morire quel mondo non si riprende poi.
Quindi noi dobbiamo provare a tenerlo in vita pur nel limite minimo della sopravvivenza, cioè quello che noi possiamo fare con fondi pubblici. Abbiamo poi fatto una cosa molto interessante, abbiamo allocato 5 milioni di euro per un bonus integrativo all'indennità dei lavoratori di cultura e dello spettacolo. Il governo italiano ha dato un bonus diciamo di integrazione al reddito, noi abbiamo aggiunto quello che potevamo evidentemente, ma questo vuol dire che abbiamo con un accordo con l'INPS, quindi con l'Istituto Nazionale della Previdenza Italiana, 3.000 persone, di cui circa 420 lavoratori intermittenti, hanno avuto un bonus per il sostegno al reddito. Sul fronte del lavoro, abbiamo dato a copertura delle spese nazionali per la cassa integrazione in deroga per quei settori non protetti 42 milioni di euro. Ed è una cifra importante, ma credetemi, i numeri degli ammortizzatori sociali per l'Italia sono impressionanti. E non mi permetto di dire a voi che siete anche decisori e comunque riferimenti alla Commissione, non si può andare avanti con gli ammortizzatori sociali. Cioè noi dobbiamo provare a unire politiche passive e politiche attive. Ecco perché il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Sociale Europeo Plus della prossima programmazione devono anche aprire un dibattito sugli ammortizzatori sociali. Parlo per l'Italia, poi non mi permetto di uscire dal mio confine, però indubbiamente solo spesa passiva è in qualche modo una sussistenza non sufficiente per la qualità della vita di nessuno, che è lo stesso principio per cui in questa regione si critica molto il reddito di cittadinanza. Noi crediamo alle politiche attive, noi crediamo a delle misure come l'assegno per il lavoro, che ha dato modo a 50.000 persone in Veneto con il fondo sociale di trovare lavoro. Ed è lo stesso per cui riteniamo che Garanzia Giovani sia un ottimo programma, perché accompagna, forma, quindi tutti gli strumenti della finanza pubblica sono servizi, non è assistenza. Non ti sto dando i soldi per stare a casa o per pensare a te stesso, perché se tu lasci solo un lavoratore, giovane o vecchio che sia, semplicemente con un sostegno, si deprimerà. È dimostrato psicologicamente e socialmente che tu li devi tirare fuori dalla loro casa, dal loro divano, e devi portarli accompagnandoli, e questo il sistema robusto che abbiamo in Veneto, li accompagniamo con un sistema di servizi pubblico-privato verso il lavoro. Il Fondo Sociale Europeo della prossima programmazione, secondo me, deve aprire anche il dibattito sugli ammortizzatori sociali. Non può esserci ammortizzatore sociale se non c'è anche politica attiva. Quindi per il lavoro, oltre a questo della cassa integrazione in deroga, abbiamo fatto una cosa molto interessante, lo dico in particolare a Moreira dos Reis e a Conzimu. In applicazione dell'articolo 60 del decreto rilancio della regione del governo italiano, noi abbiamo di fatto siamo intervenuti con contributi salariali per il reintegro dei lavoratori cassi integrati. Cioè abbiamo detto, se vi riprendete un lavoratore vostro, che quindi è un lavoratore formalmente occupato, che in questo momento è in cassa integrazione, se tu te lo riprendi a lavorare, con il fondo sociale ti diamo un X di quello che è il costo del lavoro. E abbiamo riportato al lavoro 8.179 lavoratori. Quindi non solo politiche attive da una parte, ma si può ripensare anche rispetto a tempi certi e brevi in condizioni straordinarie, perché non posso penalizzare un albergo che ha chiuso per decreto, cioè non è che è stato un errore dell'albergatore. Tutto il settore turismo è così. Abbiamo detto però, siccome a maggio, giugno, luglio li hanno ripresi a lavorare perché si era riaperto, abbiamo detto, se vi riprendete i vostri lavoratori, abbiate coraggio, riaprite, riprendeteveli, e noi vi diamo per un massimo di 6 mesi un aiuto con il Fondo Sociale Europeo, grazie appunto a questo articolo importante inserito in uno dei decreti, decreto legge rilancio, pure uno dei decreti che sono stati approvati. Infine, questa è stata una sfida che con il dottor Romano avevamo qualche perplessità, e invece in tempo di piena pandemia, con tutto fermo, abbiamo detto non possiamo lasciare i giovani fuori
dall'inserimento al lavoro, perché ci immaginavamo un mondo che tenesse il proprio perimetro di lavoratori. Cioè io ho 10 lavoratori, non ne assumo nessuno, perché ho paura, non so che cosa accadrà, ho tutte le scadenze. Però ci siamo posti questa domanda: chi sarà penalizzato di più? Perché in Italia in questo momento c'è anche il divieto di licenziamento. La risposta era: saranno penalizzati i giovani, perché è chiaro che non assumi nessuno. Allora li abbiamo sfidato il sistema, abbiamo detto mettiamo 10 milioni di euro per un bonus occupazionale. Se assumi un giovane io ti accompagno, te lo formo, sempre politiche attive anche. Con questo bonus noi abbiamo esaurito 10 milioni di euro in piena pandemia, in un momento dove c'è divieto di licenziamento e in una situazione anche di tempi molto, molto brevi. Quindi per dire che c'è, se si danno gli strumenti, c'è la possibilità anche di aiutare il sistema a non perdere la speranza. E infine, per il programma Garanzia Giovani vi ho detto che per noi è stato estremamente significativo, ha funzionato, sono 80.000 i giovani in Veneto dall'inizio del programma che hanno trovato almeno un'occasione di lavoro e abbiamo anche ovviamente monitorato sempre se sono ancora occupati, che tipo di contratto hanno avuto. La più parte ovviamente con contratti, il 29% con contratto di apprendistato, che è una cosa meravigliosa, perché il contratto di apprendistato è quel contratto che ti permette di entrare dalla porta giusta nel mondo del lavoro, di essere formato, di continuare a formarti. Un altrettanto 29% circa di contratti a termine e anche contratti a tempo indeterminato, oltre alla somministrazione. Comunque tutti contratti buoni, definisco così, e che hanno permesso l'entrata nel mondo del lavoro. Abbiamo insistito sui percorsi che per noi hanno avuto una grande efficacia, che sono le work experience, perché sono un insieme di orientamento, formazione e tirocinio. Ecco per noi cos'è facile da fare, cioè inserire con politiche attive di tempi brevi dentro quel posto di lavoro. Per le famiglie, chiudo, abbiamo famiglie, diciamo, abbiamo fatto la fotografia del beneficiario, 18 milioni di euro, sempre a valere sul fondo sociale, di cui 15 milioni per l'accesso ai servizi educativi e socio-assistenziali per minori non autosufficienti e 3 milioni di euro in voucher per acquisto di device per le famiglie numerose. Un computer costa X, se tu hai un figlio ce la fai, se ne hai 4, ne hai 5, peraltro tutti alla stessa ora devono fare lezione, questo è insostenibile per una famiglia. Allora, se vogliamo aiutare la natalità, e chiudo, perché questo è un grande problema per l'Europa. L'Europa è vecchia, l'Europa è sterile e non abbiamo politiche per la famiglia. L'Italia ne ha meno di altri, questa è una nostra colpa grave. Però può essere usato il Fondo Sociale Europeo anche per aiutare questo? Io penso di sì, perché sulle politiche per le donne, avete visto, sulla conciliazione dei tempi, sul voucher di assistenza, sull'aiuto a mantenere una donna che può lavorare ma che possa anche non rinunciare ad avere famiglia, aiutare le famiglie numerose, sono quelle più coraggiose, per l'inserimento nella scuola, che poi diventa inserimento per il lavoro, si può fare. Ecco, io credo che ho chiuso, e scusatemi se sono stata un po' lunga, ma tenevo molto a dire, perché io credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro e penso che sia da stimolo, non solo un'emergenza, abbiamo tamponato, abbiamo messo la toppa, l'abbiamo vista in una prospettiva della prossima programmazione europea. Faremo tesoro di questo, avremo anche tutto quello che ha riguardato la didattica a distanza. Mettiamola, perché può essere utile in molte occasioni, è meno costosa. Non rinunciamo alla didattica in presenza, perché l'uomo ha bisogno di relazioni e perché l'empatia che si crea è parte del successo formativo. Però io credo che un giusto equilibrio si possa trovare. Grazie. Grazie Assessore. Beh, qui commentavamo praticamente che hai detto tutto tu, perché sai tutto, possiamo anche non fare i nostri interventi, però no, invece è veramente un quadro veramente completo di quello che abbiamo fatto, insomma, grazie a una guida costante di tutti questi anni.
Allora, oggi come avete visto abbiamo scelto un titolo che è Competenze per ripartire. Adesso cederò la parola alla dottoressa Adelina Tosorel che ringrazio. Il tema delle competenze credo che sia veramente un tema perfetto per questo momento, perché disporre le giuste competenze, dotare le persone di giuste competenze, garantire l'accesso a tutte le opportunità di riqualificazione e sviluppo a tutte le persone, avere una crescita sostenibile, un tema che era al centro del dibattito fino a febbraio 2020, poi un po' sparito, ma che ovviamente deve tornare il tema dell'Agenda 2030, la parte della sfida del digitale che ormai è diventato quotidiano con quello che è successo ancora di più, e ovviamente avere un numero di persone qualificate nei settori strategici. Paradossalmente ancora adesso ogni tanto leggiamo sui giornali in un momento così difficile, ma ci sono comunque posizioni scoperte, aziende che magari non trovano un certo tipo di lavoratori. Quindi un tema credo che oggi approfondiremo. Allora, presento brevemente l'agenda, ringrazio nuovamente Adelina, che devo dire in questi anni ci è stata sempre vicino, e ovviamente Vito con Zimu, insomma costantemente, la commissione è veramente costantemente vicina anche in questo 2020 molto, molto complesso. E poi abbiamo il dottor Marzano che introduce, l'ha detto l'assessore, abbiamo fatto moltissimo, insomma, o almeno abbiamo cercato di fare molto in ambito culturale, quindi avremo 2 video, ma sono anche qui presenti, di alcuni progetti finanziati nel bando appunto Laboratorio Veneto, che è uno dei bandi che ha fatto 2020, quindi Marco Caberlotto, che vedete nel video di Kublai Film, e Alberta Pane, che è una gallerista qua ha parlato di Venezia, che ci racconteranno la loro esperienza. Poi vi faremo vedere un video di un premio europeo che abbiamo vinto quest'anno nella eccellenza della istruzione e formazione professionale con uno dei nostri ITS. Devo dire, fra l'altro, che la partecipazione a questo premio è arrivato proprio da Adelina, che ci ha suggerito di partecipare. Vedete le mascherine che abbiamo sono quelle del premio. E poi cambieremo un po' tema, introdurrà Alessandro Agostinetti e una relazione di Giuseppe Venier di Umana, che ci parlerà del tema appunto sostenere le persone in cerca di lavoro in tempo di crisi. Poi avremo una parte della risposta della pubblica amministrazione, qui introdurrà Maria Carla Midena, che diciamo, assessorato ai servizi sociali, con cui abbiamo collaborato moltissimo in questo 2020, ma collaboreremo ancora di più nei prossimi anni, perché il tema dell'inclusione, come è noto, crescerà non solo di risorse ma anche di importanza. Introdurrà l'assessore delle politiche sociali del Comune di Este, Lucia Mulato, che ci racconterà appunto uno dei progetti che abbiamo finanziato quest'anno riguardo agli ambiti territoriali. E poi avremo alcuni interventi conclusivi a mio parere molto interessanti, quindi vi invito a restare collegati fino alla fine. Il primo riguarda riconoscere le competenze, lo presenta Miranda Bassoli, che devo dire che è stata la prima persona che mi ha fatto capire qualcosa sul tema competenze, che non è proprio una mia passione, però devo dire che lei veramente riesce a dire in modo efficace e a spiegare questo tema, quindi vi invito a sentirla. Poi ci sarà un intervento di Daniela Oliva, che già conoscete, perché insomma è il nostro lavoratore indipendente e che in modo molto efficace riesce appunto a trattare diversi temi, tra cui appunto abbiamo chiesto di trattare il tema delle transizioni. E poi infine un intervento molto interessante del professor Shaul Bassi dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ci racconterà appunto come raccontare e educare verso un futuro sostenibile. Prima di cedere la parola a Adelina, voglio anche io ringraziare tutte le strutture, dirigenti, dipendenti, collaboratori, veramente tutto lo staff dell'area per questo 2020, che ci ha visto impegnati in uno sforzo straordinario, ma che in realtà è ordinario, nel senso che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, ricordandoci la fortuna che noi tutti qui siamo con un lavoro e molte persone fuori
non ce l'hanno. Però grazie veramente a tutti. Voglio ringraziare il Presidente Zaia, perché insomma tutto quello che abbiamo fatto, che ha riguardato la Scuola Nazionale in questo 2020, l'abbiamo fatto veramente con grandissima velocità, che era fondamentale, e quindi voglio ringraziare il Presidente Zaia e anche il Consiglio regionale, perché poi insomma anche diciamo, l'intervento che adesso l'assessore vi ha raccontato, che poi io velocemente ripercorrerò, l'abbiamo fatto veramente in tempi velocissimi. Bene, cedo la parola adesso alla dottoressa Dosso Reis per il suo intervento. Grazie. Grazie mille. Io vorrei cominciare per salutare tutti i partecipanti, perché questo evento è un evento importante per noi che siamo responsabili di programmazione, ma anche tutte le stakeholder che possono comprendere un po' meglio come questo funziona e cosa facciamo con Fondo Sociale in questa bella regione. Io saluto e ringrazio l'assessore Donazan e l'autorità di gestione, dottore Romano, per aver organizzato questo evento annuale, nonostante la situazione che non è favorevole per appuntamento di questo tipo, perché non possiamo mai sostituire la presenza, la stretta di mano con questo tipo di comunicazione, ma la crisi è questa che sappiamo, e comunque meglio di fare questo tipo di evento, di possibilità di comunicazione, che non fare niente. E per questo per me è importante sottolineare che è uno sforzo un po' più grande di fare questo tipo di evento online, diciamo così, che in presenza, e che ha una parte di comunicazione che si perde perché non c'è la stretta di mano e tutte le coffee break che possiamo scambiare, che normalmente fa un po' più di ricchezza in questo tipo di evento. Ma facciamo buona fortuna e continuiamo così, perché questa è veramente l'occasione in questo tempo di crisi di fare tesoro di quanto è stato realizzato in un anno sì particolare. Abbiamo visto le intervenzioni dell'assessore e l'importanza e la quantità delle belle cose che hanno stato fatte quest'anno 2020, e questa pandemia che veramente, come diceva l'assessore, è qualcosa che non abbiamo mai immaginato. Anche all'inizio diceva ai miei colleghi, questo sembra un film d'orrore, che è un film che non è buono, e comunque non abbiamo mai immaginato questo, ma devo dire che particolarmente l'Italia, perché mi occupo d'Italia, perché è stato un paese molto colpito di questa pandemia, la vostra resilienza e veramente lo sforzo che è stato fatto per aiutare tutte le persone in questo momento difficile. Vorrei ancora ribadire una volta di più l'apprezzamento del personale e della Commissione per questo sforzo di tutti. Veramente c'è tutta una squadra che ha fatto in modo che possiamo fare tutto quanto l'assessore ha descritto, e per l'attuazione di questo programma, e per portare davanti le cose e approfittare anche della parte negativa di questa crisi, di scambiare diciamo, la linea e fare in modo di aiutare e fare le cose che sono veramente importanti. Io vorrei dire che questo possiamo anche fare tesoro di tutta questa esperienza, perché da una parte io sono una persona molto positiva e comunque mi sembra che di tutto quanto è negativo c'è anche un lato positivo. Se cerchiamo un po' più possiamo trovare la parte positiva. Come diceva l'assessore, c'è la possibilità di fare delle smart work che non era molto, diciamo, utilizzato, fare in modo di aumentare le competenze digitali dei ragazzi, di tutte le giovani, anche degli adulti. Questo è poi essere visto come la parte positiva, e anche per il futuro, per la vostra, diciamo, strategia di sviluppo futuro per la prossima programmazione. Possiamo fare tesoro di questa esperienza, e anche dell'esperienza prima Covid, perché
voi sapete bene che è importante comprendere cosa ha ancora bisogno di essere sviluppato in territorio, cosa è andato bene, cosa non è andato molto bene e a migliorare per il futuro. Questa è la sfida per la prossima programmazione e mi sembra che voi cominciate già a riflettere in questo e la prova che voi avete fatto veramente di belle cose è questo premio che Romano ha menzionato e per noi mi fa piacere personalmente perché molti di voi non mi conoscono. Io lavoro alla Commissione dopo 1986, ho fatto tutti gli strumenti all'epoca che erano le fondi strutturali e ho visto molti stati membri, molte autorità di gestione e per noi che lavoriamo con voi in questa gestione condivisa fa molto piacere di fare vedere ai miei colleghi che abbiamo fatto delle cose veramente, non è il papele, non è il bla bla, c'è delle vere cose che arrivano in terreno e che cambiano le persone e aiutano a avere una vita migliore. E questo per noi ogni volta abbiamo delle domande della nostra unità di comunicazione di dire beh, cosa hanno fatto gli stati membri tutti quanti. Allora questa come dice, reputazione d'Italia per me è molto importante perché c'è l'Italia come paese, perché è stato membro, ma l'Italia è costituita da piccoli paesi, regioni che sono ogni differente e ogni importante e questa dimostrazione che possiamo fare delle belle cose in questo paese per me è molto importante, anche per le altri paesi, Danimarca, Svezia, che sono sulla mia responsabilità. Comunque quando noi facciamo queste riunioni di gestione e di scambio, come diceva Romano, io, Vito e i miei colleghi siamo sempre a disposizione perché questa gestione condivisa è importante da noi di aiutare la regione, lo Stato membro, da andare davanti a raggiungere gli obiettivi come il fondo, e parlo della la mia competenza, il fondo sociale, ma i miei altri colleghi per gli altri fondi se la stessa cosa, diciamo, lo stesso impegno. E, questo è una panoramica un po' generale per rispondere un po' a quanto è stato detto già. Possiamo continuare, diciamo, con il tema del vostro evento di oggi. Mi sembra veramente interessante che l'argomento scelto perché è il tema delle competenze e possiamo inquadrare questo quando parliamo delle raccomandazioni paese per l'Italia. C'è sempre sottolineato che i risultati in termini di istruzione e formazione continuano a rappresentare una sfida importante che deve essere migliorata e soprattutto che c'è una parte significativa di disparità regionale per quanto riguarda le competenze in Italia in quanto Stato membro. E questa pandemia, come diceva, poi ha messo in evidenza le fragilità dei nostri sistemi e ha creato delle limitazioni della mobilità. Ma queste criticità hanno rappresentato, e voi avete veramente dimostrato questo, una opportunità per testare gli approcci nuovi, di investire nell'apprendimento a distanza e anche nelle competenze digitali di educatori e studenti. Guardiamo un po' questa crisi perché non possiamo non guardare cosa è stato arrivato. La Commissione è veramente attivata per investire in una ripresa sostenibile. Primo abbiamo fatto questa modifica di programmazione, come diceva l'assessore, per rispondere al più presto a tutte le bisogni e le azioni specifiche per questa crisi di Covid, ma al di là della crisi dobbiamo guardare un po' il futuro e fare il ponte tra la crisi e la futura programmazione. E la Commissione insieme con gli Stati membri ha continuato questa riflessione e proposto di
di strumenti per attivare e investire in una ripresa sostenibile, inclusiva e equa, e questo è rappresentato nel nostro bilancio a lungo termine di 1.100 miliardi di euro, che sono stato rafforzato dallo strumento temporaneo che è conosciuto per Next Generation EU con una dotazione di 750 miliardi di euro. E questo è tutti questi soldi impressionanti. C'è un obiettivo molto importante che è quello di contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia, scusate, di coronavirus, rilanciare la ripresa europea, proteggere l'occupazione e creare nuovi posti di lavoro. Mi sembra che gli investimenti, sono sicura che tutti gli investimenti nelle competenze sono al centro di questa proposta. Il Fondo Sociale è una parte importante, costituisce una parte importante di tutto questo strumento che è stato portato davanti dalla Commissione e adottato dai Stati membri. E poi sì, vogliamo parlare più specificamente delle competenze. La Commissione, il Fondo Sociale, la mia direzione generale è stata, come si dice, all'iniziativa di una agenda per le competenze che è partita dall'agenda già adottata 2016 e lo scorso 1° giugno ha presentato una nuova agenda per le competenze per l'Europa sulla competitività sostenibile, l'equità sociale, la resilienza, che fissa degli obiettivi quantitativi ambiziosi, sia per lo sviluppo delle competenze, miglioramento delle competenze esistenti, che la riqualificazione, cioè la formazione volta all'acquisizione di nuove competenze, che si deve conseguire di tutti gli Stati membri nei prossimi 5 anni. Questo è uno strumento piuttosto politico di guidance, di obiettivi generali, non c'è che c'è un bilancio dedicato, dei soldi dedicati a questo, ma è un'agenda un po' strategica che può essere dopo integrata nella futura programmazione e anche una parte in Erasmus. Ma c'è qualcosa che se voi volete sviluppare in termini di autorità di gestione possiamo fare una riunione un po' specifica su questo. E questa nuova agenda per le competenze realizza uno degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali, che è il primo principio che stabilisce il diritto a una istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità inclusivi. Abbiamo visto l'esempio dell'assessore della vostra apprendistato e di altre azioni che voi avete messo in campo che rispondono a questo tipo di policy objective, se mi permette l'inglese, di questa agenda. E veramente questa agenda per le competenze è ovviamente collegata alle altre iniziative strategiche come il Green Deal europeo e la nuova strategia digitale, con l'obiettivo di creare uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025. E per questo l'obiettivo è di abbattere tutte le barriere d'apprendimento e promuovere l'istruzione e una formazione innovativa inclusive per tutti. Devo dire che la futura programmazione Fondo Social Plus, l'innovazione sociale per esempio è una delle cose importanti da tenere conto e quando parliamo di innovazione sociale può essere anche un'innovazione di formazione e questo è l'importante che riprende il bisogno dei territori e la vostra lezione apprese di tutte le esperienze che avevano avuto prima. Questi obiettivi dell'agenda per le competenze saranno conseguiti attraverso 12 azioni incentrate sullo sviluppo delle competenze per l'occupazione e qual è la principale la collaborazione con gli Stati membri, ma anche e soprattutto con le imprese e le parti sociali. E a questo proposito vorrei menzionare una di queste azioni, non voglio menzionare le 12 azioni, ma una di queste azioni si chiama il Patto per le competenze, che è stato lanciato il 10 novembre scorso.
Questo patto mira a mobilitare e incentivare le parti interessate, private e pubbliche, da intraprendere azioni concrete per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione delle persone in età lavorativa, chiaro. E nel caso puoi unire gli sforzi dei partenariati. Comunque poi possiamo immaginare che in un certo settore c'è delle imprese interessate a sviluppare un tipo di formazione, un tipo di qualificazione, e questo può essere oggetto di un accordo entre la regione, il ministero, l'autorità di gestione, non lo so, e di dire che invece di pubblicare i bandi così, pubblichiamo i bandi che vanno a rispondere al bisogno di una impresa, di un settore che ha bisogno di ragazzi con una formazione in X. E questo può essere, diciamo, una sfida e una azione importante per fare in modo, come diceva l'assessore, di trovare lavoro per le persone. Questo è l'obiettivo, e allo stesso tempo fare il match con i bisogni delle imprese. E comunque questo può essere, diciamo, cofinanziato o no, può essere unicamente un accordo di strategia. E come diceva, questa è un'iniziativa politica che non c'è propriamente un bilancio, ma che c'è degli obiettivi molto concreti che visano a stimolare gli attori interessati a fare il sistema e promuovere lo sviluppo delle competenze dei giovani e dei lavoratori attraverso questi partenariati. Poi posso dire che alcune delle possibilità di azione c'è l'identificazione dei bisogni, come diceva, di competenze, la definizione di possibili piste per soddisfare dei bisogni, mettere in comune le esperienze e fare eventualmente dei finanziamenti, così. Come diceva, c'è possibilità di avere un piccolo finanziamento attraverso Erasmus, per esempio, e possiamo anche vedere le possibilità con questo strumento di Recovery Resilience Facility e anche per fondo sociale. Perché dopo la formazione, i bandi di formazione nel settore o la formazione X, perché abbiamo bisogno per questo settore di impresa, e certamente questa formazione può essere cofinanziata per il programma Fondo Sociale. Comunque vediamo il puzzle che comincia a prendere la forma. E io vorrei a questo proposito sottolineare l'iniziativa dello Stato italiano, che è la creazione del Fondo su nuove competenze, e questo per me è un segnale molto chiaro che in Italia la questione della formazione e dell'innovazione è sentita e affrontata con le mezzi e le modalità appropriate. Mi sembra che questo fondo già è messo in campo, comincia a funzionare, può essere anche cofinanziato in futuro per il fondo sociale, e questo fondo congiuga la necessità di ridurre le conseguenze sull'occupazione dell'emergenza Covid, perché questa è la realtà che abbiamo oggi, con la formazione dei lavoratori, con azioni concrete come il finanziamento, per esempio, delle ore non lavorate dai lavoratori, dovuto ad esempio a difficoltà dell'azienda, purché questo partecipino a corsi di formazione. Questo è un esempio, ma possiamo avere di altre. Comunque questa è una sfida che è veramente importante, e per avere questa visione d'insieme, questa risposta a bisogni di formazione a livello nazionale, che poi può essere declinato a livello regionale, come voi sapete. Io vorrei terminare un po' il mio intervento con un'ultima riflessione, perché stiamo ancora vivendo un momento difficile. L'emergenza sanitaria continua a condizionare le nostre vite, per questo è importante la forza della nostra resilienza, perché noi sappiamo ancora oggi quando possiamo terminare questa crisi, e questo è un po', come si dice, rendere più difficile la nostra vita, ma non dobbiamo rimanere in questa difficoltà, dobbiamo veramente andare avanti, e la resilienza che abbiamo dimostrato finora deve essere
diciamo, la bussola di tutti i giorni che dobbiamo affrontare. Io vorrei concludere con uno sguardo verso il futuro, perché è importante di vedere la luce alla fine del tunnel e pensare positivo, come dicevo, sono una persona positiva. E vorrei dire quattro cose più che mi portano più per il futuro e che vorrei lasciare come messaggio. Per me è fondamentale agire coesi nelle gestire le conseguenze negative dei mesi scorsi e nello sforzo congiunto di migliorare le prospettive economiche e sociali. Questa unione, questo lavoro di squadra per me è fondamentale di continuare così per migliorare tutto quanto possiamo migliorare a livello economico e sociale. E poi, come diceva, è importante anche fare tesoro dell'esperienza attuale, assicurare la continuità dell'azione e la logica di intervento nella futura programmazione 21-27 e poi insieme possiamo portare avanti una vera e propria rivoluzione delle competenze e sfruttare appieno le opportunità senza precedenti, veramente, offerte di numerose fonti di finanziamento europeo e nazionale. Abbiamo visto che al di là di tutte le soldi che possiamo leggere in giornali che viene dall'Unione Europea, c'è anche la parte nazionale che è importante. Abbiamo visto in questa crisi, l'assessore ha appena ricordato che le cose che non possono essere cofinanziate perché non sono in regolamento, non è possibile, le regioni e gli stati membri in generale hanno fatto un sforzo nazionale. Comunque questo insieme di soldi c'è un'opportunità veramente che dobbiamo portare davanti con una idea molto concreta sugli sviluppi delle competenze. E poi questo lavoro di squadra, questo lavoro di insieme deve anche tener conto dei bisogni delle persone e del territorio. Per questo va a permettere di costruire una competitività che è sostenibile e va a assicurare anche una equità sociale. Per me queste sono le mie parole finali e vi ringrazio del vostro ascolto. È importante la discussione col partenariato, e partenariato c'è la Commissione, c'è la Regione, c'è le stakeholders in generale in territorio che sono importanti in tutta questa riflessione. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Adelina, beh, insomma moltissimi spunti, da ultimo insomma la competitività sostenibile, insomma un po' quello che richiamavamo. Allora siamo un po' in ritardo, quindi adesso io vado veramente velocissimo, mi dispiace perché mi hanno fatto queste bellissime slide, però comunque poi sono disponibili sul sito e quindi le potrete vedere con calma perché adesso le farò insomma velocemente. Se riesco a girarle. Eccoci qua. Allora, è stata l'attuazione del POR 2014-2020, sono andato troppo avanti, scusate. Non so che succede, ma eccolo qui, sostanzialmente, insomma, siamo a livello finanziario, abbiamo impegnato quasi tutte le risorse, su alcuni assi, come vedete, siamo in overbooking. A livello di partecipanti, questo devo dire che di tutti gli indicatori è quello secondo me più importante, perché poi alla fine parliamo di soldi, di indicatori, ma quello secondo me che ogni evento annuale mi fa riflettere di più è questo. Abbiamo coinvolto fino a sostanzialmente qualche giorno fa, il 30 novembre, 259.000 persone, insomma un numero che credo si commenta da solo. 259.000 persone e ancora ne coinvolgeremo, quindi insomma siamo già oltre i partecipanti previsti al 2023. Questi sono dati più specifici, insomma disoccupati di lunga durata 44.000, i giovani sotto i 25 anni, come vedete qui siamo ben oltre quelli previsti, 114.000, le persone gli over 54, direi che queste due fasce sono fra l'altro insieme alle donne quelle più in difficoltà in questo momento, giovani e over 54, bandi attivati, progetti selezionati, insomma è più per noi, per ricordarci
per ricordarci il lavoro che abbiamo fatto, ovviamente progetti selezionati sempre con valutazioni di merito, ma insomma sono cose che sappiamo tutti. Qua un po', cioè prima e dopo, quello che abbiamo fatto prima e poi tutta la parte sostanzialmente che vedete in rosso, un po' tutto quello che abbiamo fatto insomma nel corso del 2020, cercando insomma di fare anche per noi diverse iniziative completamente nuove. L'assessore ha citato il bonus INPS, è una cosa che abbiamo fatto per la prima volta e quindi ovviamente con una struttura anche importante all'INPS, e quindi però insomma abbiamo cercato di farlo nel modo possibile e con tempi più veloci possibili. Allora qui la Regione ha fatto, lo diceva prima l'assessore, il Presidente Zaia ha firmato un accordo con il Ministro Provenzano, con il Ministro delle Politiche di Coesione, un accordo complessivo di 255 milioni di euro, di cui 134 milioni di euro relativi al FESR, di cui oggi ne parliamo, e 119 erotti relativi al Fondo Sociale, quindi 11 milioni sulle attività per i settori più colpiti, turismo, cultura, spettacolo, 18 milioni per interventi nell'ambito diciamo del sociale, quindi interventi che riguardano i minori, 0,17 essenzialmente, le persone non autosufficienti, e per favorire l'accesso alle famiglie, in questo caso le famiglie più numerose, poi 90 milioni e 7 per l'ambito diciamo lavoro. Qui l'assessore ha già ricordato gli interventi principali, quindi qui non mi soffermo se non per un dato che anche in un momento diciamo come il 2020 ovviamente molto difficile abbiamo avuto una risposta molto importante. I bandi sulla cultura e sul turismo erano bandi di rilancio, lo vedete dai titoli, ripartiamo, laboratorio Veneto, strumenti per la cultura. Abbiamo avuto una richiesta superiore anche alle nostre aspettative, quindi un dato molto importante. Anche questo bando su Prendiamoci Cura, devo dire, insomma, in tempi poi anche rapidissimi siamo riusciti a erogare le risorse, e questo l'abbiamo ricordato. E poi questa parte qua, insomma, già l'assessore ne ha parlato in modo molto preciso, quindi insomma qui avete i dati, se volete ovviamente da domani trovate tutte le slide e potete andare a rivedervi un po' i dati. Abbiamo appunto anche completato quello che non si poteva fare o che abbiamo ritenuto di fare più velocemente con risorse anche regionali. Il primo bonus che abbiamo fatto è stato per i valutatori per le persone con disabilità, un bonus una tantum, e poi appunto un intervento per riuscire a sostenere in qualche modo i costi anche nella IFP per le famiglie e anche per gli enti di formazione. Abbiamo coperto anche le IPAB, quindi insomma abbiamo cercato di coprire un po' tutto quello, o meglio tutto no, ma quello su cui siamo riusciti a intervenire, cercando di farlo in tempi abbastanza rapidi. E qua un po' l'elenco insomma di quello che abbiamo fatto con i vari importi, eccetera, insomma, il quadro complessivo del 2020. Allora, 21-27 vado veloce perché poi anche Ludovico Conzimo interverrà su questo. Quadro complessivo, diciamo, anche degli ultimi incontri fatti dal Ministro Provenzano con i presidenti, dovremmo avere i programmi operativi della prossima programmazione, programmi operativi regionali, con un aumento abbastanza importante di risorse. E Fondo Sociale, come sapete, diventa FSE Plus, diventa il principale strumento e assorbe alcuni programmi che vedete, tra cui il principale programma che viene assorbito, giustamente assorbito, perché si lavorerà in maniera più anche sinergica, è quello di Garanzia Giovani, ma ci sono anche appunto il Fondo degli Indigenti, eccetera. Anche Adelina ha ricordato la maggiore importanza che avrà l'inclusione. Questi ormai sono noti, insomma non mi soffermo. Allora, eravamo partiti con la tavolo di partenariato. La Giunta regionale ha preso una decisione molto importante, quella di fare un unico tavolo di partenariato del FSE Plus, del FER, della cooperazione. E questa è una scelta ben precisa. Abbiamo avviato i lavori, abbiamo un sito, il tavolo è composto da 86
soggetti. Ovviamente i contributi del partenariato tengono conto di quello che è successo. Questa è la composizione che vedete, che direi molto estesa. Abbiamo avuto circa 30 contributi a cui e comunque abbiamo dato una restituzione rispetto a quello che è pervenuto. Chiaramente 2021, adesso riprenderemo il lavoro col partenariato. L'obiettivo 2021 è quello di avere entro l'anno l'approvazione da parte del Consiglio regionale, ci auguriamo, dei 2 programmi operativi che faremo in maniera quanto più possibile integrata. L'obiettivo di farli veramente in maniera integrata. Questa è la copertina del lavoro che abbiamo fatto, autorità di gestioni, le strutture regionali, l'ufficio statistica, e che appunto adesso stiamo riprendendo. Queste erano un po' le riflessioni che abbiamo avviato nel confronto partenariale, che vedete che sono un po' la linea su cui ci muoveremo. Continuità con la programmazione 14-20, ma ovviamente continuità sulle cose che hanno funzionato bene, ma anche elementi di innovazione, complementarità tra i diversi fondi. Ovviamente abbiamo anche, qui non ne parliamo, i fondi che arriveranno sul recovery plan, concentrazione, quindi avere impatti significativi, cantierabilità, soprattutto ovviamente per la parte infrastrutturale, multisettorialità, innovazione e partecipazione ai programmi, ovviamente sempre col tema che resta sempre prioritario della semplificazione e del rafforzamento della capacità amministrativa. Questo è il quadro, un po' della tempistica. E adesso andiamo all'ultima parte del mio intervento, il calendario dei bandi 2021. Qualcuno ovviamente ha chiesto cosa faremo. Sostanzialmente risorse ne avremo molte. Abbiamo complessivamente, come vedete, le risorse che la Regione Veneto ha messo del Fondo Sociale per interventi Covid. Lo Stato quella cifra ce l'ha sostanzialmente restituita, e quindi questo è ovviamente le date sono indicative, però ovviamente cercheremo di attenerci. Quindi vedete distinti per priorità, ma comunque per assi, 41 milioni di euro dell'asse 1, 5 milioni li teniamo in stand by, e poi appunto vedremo con l'assessore come destinarli a secondo delle necessità. Quindi sarà un intervento, vado sul restauro, rifinanziamento e assegno per il lavoro, work experience che dovrebbe essere sottoposta all'attenzione della Giunta martedì prossimo, la continuazione del finanziamento per il riorientamento, per ovviamente ITS, un intervento specifico per sostenere i tirocini per i giovani, poi un bando molto atteso di formazione continua, ma anche di finanziamento degli interventi di autoplacement che purtroppo crediamo avranno necessità di un finanziamento importante, soprattutto se il 31 di marzo non verrà prorogata la norma sul divieto di licenziamenti. Abbiamo mantenuto un bando sull'invecchiamento attivo perché vi dicevo prima il tema dei lavoratori over è un tema che va tenuto e che va rafforzato. Asse 2, anche qui il rifinanziamento dell'assegno per il lavoro, quindi che complessivamente cuba 20 milioni. ICT che andrà appunto in giunta, ma anche questo martedì prossimo. LPU già approvato dalla giunta regionale. I voucher per gli operatori sociosanitari e un bando per il reskilling, quindi in particolare per rafforzare le competenze dei lavoratori di una certa età. Questo cuba 29 milioni di euro, e poi formazione iniziale, la cifra che complessivamente ci consente di sostenere questa attività insieme ovviamente a risorse nazionali e a risorse regionali. Chiudo con questa frase del premio Nobel per la pace Yunus. L'avevo messa nell'ultima slide del 3 febbraio 2020, quando avevamo avviato il tavolo di partenariato della programmazione 21-27, e qui la voglio riprendere perché in qualche modo oggi riprendiamo quel percorso. Ovviamente lo riprendiamo dove ci eravamo lasciati, ma con nuove esperienze, nuove sensibilità
e quindi nuove strade che percorreremo insieme, insomma, in questo avvio della programmazione 21-27. Grazie. Allora adesso cedo la parola a Vito Conzimo, che ringrazio anche, insomma, per questo, insomma, 2020 vissuto a distanza ma vicini. Grazie. Tanto buongiorno a tutti e un caro saluto all'assessore Donazzana e al dottor Romano e tutta la sua squadra che vedo di presente, appunto in presenza. Noi non abbiamo questo privilegio, siamo ancora, noi la definiamo la fase 0, ovvero ancora tutti in smart working da casa, e quindi sì, ancora abbiamo queste misure abbastanza restrittive. E quindi ci troviamo ancora ad affrontare una situazione di emergenza sanitaria che naturalmente condiziona tutte le nostre vite. Faccio i complimenti all'assessore per questa conferma, quindi ulteriore conferma, ci ritroviamo qui anche per il prossimo ciclo di programmazione. Adesso non so, ho perso il conto, non so quando lei ha iniziato, forse 2000-2006, no? Ecco. Sì, e quindi ecco, continuiamo ed è bene avere appunto chi ha delle conoscenze, un percorso così lungo, quindi può continuare in questo viatico che finora ha dato buonissimi frutti. Complimenti anche al dottor Romano per la nuova area che è stata creata, quindi nuove competenze. Io mi chiedo sempre come sia possibile, poi conoscendo il dottor Romano capisco che nella sua capacità quindi di poter gestire e a dare delle risposte su tutti i fronti, ma veramente complimenti, perché con tutta una serie di competenze, di sfide, non deve essere certo semplice. Tornando, come dire, all'argomento di oggi, ai diversi spunti che sono stati forniti sia dall'assessore che dal dottor Romano, ma anche dalla stessa nostra capounità, che mi sorprende sempre perché io preparo come dire, un canovaccio, ma poi spazia, anticipa temi, mi ruba argomenti e quindi ci sono appunto questioni sia sul futuro che sul presente. Io avevo preparato qualche slide, ma appunto il tempo è quello, le possiamo proiettare in maniera velocissima, giusto per darmi, come dire, una traccia. Se è possibile, devo chiedere al tecnico se può darmi, ecco qua, vedo che mi ha mandato il messaggio e quindi dovremmo farcela. Non so se vedete le slide. Sì. Ok. Le modalità per sta funzionando, mi sono un po' perso dal punto di vista tecnico, non so se si vedono, sta andando. Date conferma? Sì, funziona tutto, perfetto, grazie. Perfetto. Allora, l'idea era appunto quella di dare una fotografia sia... Scusami se ti interrompo gentilmente, se puoi entrare in modalità presentazione all'interno di PowerPoint. Sì. Perfetto, grazie infinite. L'idea era quella di dare una fotografia sullo stato attuale della programmazione del Port Veneto, che come illustrato in precedenza sia dall'assessore Romano ha raggiunto tutti gli obiettivi, anche per quanto riguarda il 2020 con il conseguimento della fatidica soglia dell'N+3. E questa prima slide mostra quella che è la spesa ammissibile dichiarata per i beneficiari e su diversi assi, quindi quello più performante è l'asse 3 sull'istruzione, quindi grande impegno e, come dire, un argomento di stretta attualità che riguarda anche l'ordine del giorno di questo incontro, e quindi è stato un grande impegno su questo. Si sta lavorando in
in questo ambito e si continuerà, visto le sfide lanciate, penso alla formazione a distanza. Buone performance anche degli altri assi per quanto riguarda i livelli di spesa, che sono in linea più o meno con quelli a livello nazionale. Questa invece è un'elaborazione sui dati degli indicatori di diversi assi, di diverse priorità di investimento. Quindi vedete proiettate sono i puntini, le priorità di investimento e i risultati finora conseguiti, no? Sulla base dei target che il programma si è dato, dove si posizionano queste priorità di investimento. E se la maggior parte siamo ancora come dire, non a livelli altissimi, elevati di performance dal punto di vista dei risultati conseguiti, questa è una somma di una sintesi, diciamo, di tutti i target dei diversi indicatori, quindi si fa da sintesi e questo è il risultato. Ritorna come vedete la priorità di investimento 10.1, quindi le due priorità di investimento che riguardano l'asse 3 sull'istruzione e la formazione, che anche qui mostrano, come dire, una performance importante, e sugli altri ancora forse non sono sviluppati. Questa è una fotografia al 2019, teniamo conto che questi sono dati che riguardano il rapporto annuale 2020 con dati naturalmente 2019, ma è una fotografia importante perché è una fotografia ante emergenza Covid, quindi come si attestava il programma prima di questa emergenza, e questo potrebbe essere appunto uno spunto interessante per il futuro, come potenziare e migliorare, continuare su quelle che sono i fattori di successo, penso appunto al investimento che riguardano l'istruzione, la formazione, e invece come dedicarsi forse ad alcune priorità, ad alcuni ambiti che ancora hanno bisogno forse di uno sforzo maggiore, di uno sprint e di un focus più preciso. Andando invece, proiettandoci verso il futuro, vi darei qualche spunto su quello che si prevede per la nuova programmazione 21-27. Qualcosa è stato già detto, non mi dilungherò, darò qualche appunto elemento di novità, come per esempio la maggiore flessibilità della nuova programmazione, dove ci sarà un passaggio al 2024, scusate c'è qualche refuso, però la possibilità di anche trasferire, questo è importante, questo lo sa benissimo, è un passaggio tecnico, ma il dottor Romano sa benissimo cosa comporti avviare un processo di modifica di un programma, semplicemente per il trasferimento di risorse tra priorità di investimento, questo tra priorità di investimento tra assi, questa è una mera traduzione dell'inglese, comunque tra assi, questo non invece verrà superato in questa nuova fase. Un'altra modifica molto importante è il ritorno dalla soglia, quindi dalla regola N+3 verso invece la regola N+2, quindi ancora di più ci deve essere una maggiore focalizzazione di quelli che sono gli impegni, la programmazione delle finanziarie delle risorse, perché su questo si giocherà questa sfida, quindi non più 3 anni, ma dopo 2 anni dall'impegno si dovranno appunto utilizzare, spendere e certificare le risorse programmate. Un maggiore rafforzamento con quelle che sono le raccomandazioni, alcune citate da Delina, che appunto riguardano le competenze, per esempio sulla formazione, presenti nel semestre europeo. Condizioni abilitanti, questa è una mezza novità, perché riprendono quello che erano le condizionalità ex ante presenti nella programmazione attuale, sono state naturalmente ridotte, quindi c'è stato un lavoro di pulitura da questo punto di vista, e è importante che ci sono delle precondizioni che lo Stato membro e naturalmente tutti i programmi devono
ottenere, devono costruire queste precondizioni e quindi dotarsi di strategie su diversi ambiti. E questo è importante perché senza il soddisfacimento di queste condizionalità non sarà possibile presentare domande di pagamento su quel tema, su quell'ambito. Sono direttamente applicabili, non è necessario nessun piano d'azione come in passato, e restano obbligatori applicabili per tutto il periodo di programmazione, e quindi ci sarà un monitoraggio continuo nei incontri dei comitati di sorveglianza e anche negli incontri annuali tra Stato membro e Commissione. Obiettivo strategico 4 è il nostro obiettivo di riferimento per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo. Questi sono i 3 pilastri principali: occupazione, istruzione e inclusione sociale, e vedete anche gli obiettivi specifici. Naturalmente ci sarà una grande sinergia anche con gli altri obiettivi strategici, politici, che fanno più riferimento al FEDER, penso all'Europa più intelligente e più verde, quindi si ritorna il tema della sostenibilità, della resilienza, e anche con l'obiettivo specifico, l'obiettivo strategico 5, che riguarderà appunto la strategia territoriale. Per quanto riguarda l'obiettivo strategico 4, sapete bene che questi sono, diciamo, i punti essenziali su cui intendiamo impegnarci, investire risorse, ovvero miglioramento delle competenze, oggi ne abbiamo parlato, inclusione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, alcuni esempi anche di progetti che riguardano questo specifico argomento, un'educazione inclusiva e l'accesso a servizi sociosanitari diffusi e di qualità. Naturalmente lotta alla povertà, soprattutto la povertà infantile. Dicevamo servizi sociosanitari diffusi, e abbiamo visto quanto sono importanti la presenza sul territorio di questo tipo di servizi in questa fase specifica. Quindi ancora di più questa presenza, questa disseminazione di servizi nel territorio sarà ancora più importante e cruciale in questa fase. Un obiettivo nuovo, appunto obiettivo di Policy 5, un'Europa più vicina ai cittadini, dove la priorità è la lotta alla povertà sociale in alcuni contesti territoriali. Ci tenevo a parlare di questo anche perché sono il referente per l'unità di questo obiettivo politico, e quindi una strategia territoriale che fa riferimento a ambiti differenti, quali vedete evidenziati: aree metropolitane, aree urbane medie e aree interne. E su questo dovranno andare a convergere FESR e FSE. Sono stati avviati già dei primi dialoghi, dei negoziati con lo Stato membro sulla definizione e il contenuto di queste azioni nelle specifiche aree. Un ruolo che permane naturalmente rispetto alla programmazione 14-20, che dovrà essere ancora più valorizzato, è quello del partenariato. Lo stesso regolamento del Fondo Sociale lo prevede all'articolo 8 con una partecipazione adeguata del partenariato. Questa sottolineatura quasi non vale per il Veneto, perché da sempre il partenariato ha avuto un suo ruolo ben specifico, e come ha illustrato anche il dottor Romano, anche in questa fase è stato già attivato, si stanno già avviando dei tavoli. Ci tenevo anche a parlarvi di un argomento che ricopre un ruolo importante nel regolamento del Fondo Sociale Plus, che è appunto quello di innovazione sociale, quindi sviluppare e attuare nuove idee per nuove esigenze sociali, quindi nuove relazioni sociali tra terzo settore, per esempio pubblica amministrazione. È importante perché
vi sarà un cofinanziamento al 95% a parte del Fondo Sociale Plus. Si dovrà dedicare almeno un asse prioritario all'innovazione sociale. Questo naturalmente comunque sta all'amministrazione, allo Stato membro, decidere a che livello collocare questo asse prioritario, se è un asse prioritario dedicato in un programma di carattere nazionale o invece un asse presente in tutti i programmi regionali, per esempio. Questo è una scelta discrezionale da parte dello Stato membro. Un altro pilastro di questo, che è il tema dell'innovazione sociale, è il programma EASI, che testa appunto nuovi approcci di policy. Quindi azioni innovative, sperimentazioni sociali, la creazione di partenariati, abbiamo visto anche la possibilità col patto per le competenze citato in precedenza, e sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi, perché anche questo è importante, vedere se un approccio innovativo presente in un piccolo contesto territoriale e in un ambito specifico definito può essere invece comunque diffuso e replicato in altri ambiti. Punti di forza, andrei veloce su questo, soprattutto sottolineare il punto di debolezza di innovazioni di questo tipo, innovazioni sociali, la sostenibilità finanziaria e la replicabilità di questi progetti, di questi esempi. Le opportunità sono dettate dalla presenza appunto di fondi e di un cofinanziamento importante da parte del Fondo Sociale Plus. Negoziati sul Fondo Sociale Plus, si è avuto un ultimo trilogo. Per chi non è detto ai lavori, il trilogo è la discussione tra le tre istituzioni europee, Consiglio, Commissione e Parlamento. C'è stato un ultimo trilogo importante il 10 dicembre che ha definito già gran parte dei contenuti del regolamento. I prossimi appuntamenti sono oggi un meeting tecnico e la settimana prossima vi sarà un altro incontro fra le tre istituzioni. Le prossime tappe naturalmente finalizzare i negoziati, quindi io qua ho dato una data di massima e non prendetela come riferimento preciso naturalmente. L'adozione successiva dell'accordo di partenariato. Sono già avviati i tavoli, le discussioni di carattere informale con le autorità italiane e quindi si avvieranno anche a breve i negoziati, le discussioni per i programmi e la presentazione degli stessi nella seconda metà del 2021. Naturalmente dobbiamo attendere l'approvazione formale, l'adozione formale del regolamento che riguarda tutti i fondi, e poi successivamente potremo appunto discutere e formalizzare anche i programmi 21-27. Incertezze legate al Covid, negoziati, sapete, possono essere come sta avvenendo anche in questo incontro di oggi in teleconferenza, e anche la possibilità di verificare nuove risorse, obiettivi specifici legati all'emergenza sanitaria. Io avrei concluso e vi ringrazio. Sono qua se avete domande. Grazie. Posso? Grazie Vito. Vorrei giusto spiegare che queste sono le proposte, come diceva Vito, c'è ancora delle riunioni tra le tre istituzioni e qualche, diciamo, dettaglio del regolamento può ancora cambiare. Mi riferisco al percentaggio previsto per la Child Guarantee, per i giovani, per le misure simili a FEAD, anche le N+2, N+3. Questo sono le questioni che sono ancora in discussione, che lo Stato membro non sono d'accordo, e comunque l'idea è di finalizzare a più presto queste negoziate. Comunque prendere queste informazioni come le informazioni che abbiamo ad oggi, e poi vediamo quando il regolamento sono finalizzato
possiamo affinare questi dettagli che sono importanti, per questo non sono ancora d'accordo e finalizzati. Grazie, scusate. Bene, grazie. Grazie a tutti con Zimo, insomma, tanti spunti, tra l'altro, insomma, tra le cose che dovremmo fare poi ci sarà, e questo riguarda più regioni, Stato, un po' tra virgolette, la trattativa tra quanti programmi operativi nazionali, quanti programmi operativi regionali, incidenza, vabbè. È inutile dire noi che cosa vorremmo, perché mi sembra abbastanza chiara, ma insomma è stata chiesta formalmente anche negli incontri, a parte le battute. Allora, siamo un po' in ritardo, quindi adesso cortesemente chiedo insomma, a tutti i colleghi e relatori insomma, di tenere sui tempi. Allora, partiamo, do la parola al dottor Massimo Marzano, che insomma introduce poi l'attività che abbiamo, alcune cose abbiamo fatto in ambito culturale. Grazie Massimo. Buongiorno a tutti. Una veramente rapidissima introduzione di 2 clip video che sono state realizzate per rendere possibile a tutti di sentire sia la voce di chi ha fatto dei progetti, sia chi poi è riuscito ad ottenere dei risultati anche in termini di competizione con altre realtà. La prima ci offre la possibilità di sentire la voce di protagonisti di un progetto che è stato realizzato nell'ambito del bando Laboratorio Veneto e strumenti per il settore cultura, bando che ha consentito di supportare le organizzazioni, i professionisti della cultura e dei beni culturali e dello spettacolo dal vivo con una serie di strumenti di rilancio, tenuto conto anche della pesante difficoltà in cui hanno versato, versano e probabilmente verseranno ancora i lavoratori di questo settore e comunque le imprese che di questo si occupano. Questo progetto è stato anche utile non soltanto per fornire questi strumenti, ma anche per dare la possibilità di costruire delle reti, delle alleanze, delle sinergie che magari in questo momento sembrano non di molto momento, ma nel prossimo futuro, che si spera essere migliore di questo, potranno essere un'ulteriore occasione di rilancio. La seconda clip invece riguarda la vittoria ottenuta da una nostra fondazione, la Fondazione Accanete BTS Cosmo, per un progetto realizzato nel campo della lavorazione delle pelli. È un progetto che è chiamato Green Leather Manager, per la creazione appunto di ragazzi molto specializzati per la gestione e la lavorazione delle pelli, tenendo conto della sostenibilità dell'ambiente, quindi un progetto molto innovativo che è stato appunto realizzato da questo ITS, e anche perché gli ITS sono per noi un momento di particolare soddisfazione, perché ci consentono di portare al lavoro immediatamente almeno il 90% dei ragazzi che partecipano agli ITS e appunto fornire loro degli strumenti di lavoro veramente straordinari. Mi fermo qui perché il tempo è pochissimo e io farei partire i video. Grazie. Mi chiamo Alberta Pane, sono gallerista, ho una galleria a Parigi dal 2008 e dal 2017 ho aperto un secondo spazio qui a Venezia. Sono gallerista di promozione, lavoro con 14 artisti internazionali senza preferenza di medium, ma mi interessa piuttosto la forza delle opere. A Venezia faccio parte dell'associazione Venice Gallery View, un'associazione di gallerie con cui partecipiamo al progetto OP. Con la pandemia e con il Covid, il sistema dell'arte contemporanea nel suo insieme vive un momento di profonda crisi. È necessario ripensare il nostro mestiere. OP è un progetto che per me è molto interessante e si suddivide su 3 parti. La prima parte è stata quella dell'adeguamento spazi. La seconda parte del progetto OP prevede
delle formazioni. La terza parte del progetto HOPE prevede un progetto condiviso con i 24 partner che fanno parte del progetto, insieme, non solo fra gallerie, ma anche con altre realtà del Veneto che conoscevo, per alcuni e per altri saranno delle scoperte, e penso che sia molto interessante anche questa trasversalità di conoscenza tra realtà diverse. Sono Marco Caberlotto di Kublai Film, casa di produzione cinematografica veneziana che si occupa soprattutto di film e documentari d'arte. Siamo partner del progetto Smart Cultural Communication, un format per le nuove generazioni, insieme a Confindustria Veneto, nello specifico SIAV, il premio Campiello Giovani e altre 2 case di produzione venete, Avilab e Ginko Film. Per noi è un piacere partecipare a questo progetto perché ci consente di guardare verso il futuro, elaborare strategie per il futuro, fare formazione, investire anche in software e in dispositivi contro questa pandemia e rispondere alle necessità che abbiamo in questo momento così difficile. Purtroppo la pandemia e il Covid hanno impedito alle produzioni di poter accedere alle sale e alla distribuzione. Noi nello specifico avevamo 2 film che sarebbero dovuti uscire nel 2020, fine 2020, e ovviamente devono restare lì. Una delle cose più positive è poter costruire e rafforzare il network tra società che si occupano di comunicazione, tra società che si occupano di cultura, e soprattutto con il target di questo progetto, che è un target pensato per i giovani, per le nuove generazioni. Hello, everybody. Good morning and welcome to the closing and award nominees celebration of the 2020 European Vocational Skills Week. 2020 has, of course, brought some unexpected challenges, which have sadly made it impossible for us to all be together in one place. But those challenges have made it even more important to honor the outstanding vocational education and training in Europe. With talented individuals, projects, and programs like those being honored today, Europe is poised to bounce back even stronger from the COVID-19 pandemic. For such a rebound to be accomplished and sustained into the future, it will be thanks to good leadership and the ongoing efforts of outstanding talents like those who are joining us now, to be honored, celebrated, and encouraged to continue the very important work they are being recognized for. As you know, the European Vocational Skills Week is an annual event allowing local, regional, or national organizations to showcase the very best of vocational education and training. This year's theme is VET for Green and Digital Transitions, in line with the Commission priorities of a European Green Deal and a Europe fit for the digital age. Funding that fosters value for the future is truly money well spent. And that is what is recognized by our next prize, the European Funding for Excellence Award. Green Leather Manager project stems in Arzignano's leather cluster in the Veneto region. The deep transformations taking place in leather companies in relation to the 2030 Agenda for Sustainable Development highlighted the need for a process manager. In this context, ITS Cosmo designed a 2-year course providing the new generation of managers who will engage in the research and development of sustainable products and processes for tanneries. Now the Arzignano's leather cluster has tertiary educational institution able to provide the new generation technologies it needed and guarantees high employment rates.
To reveal the winning project, let's rejoin Commissioner Schmidt. And the winner of the category European Social Fund projects is Green Leather Manager, a project of the Veneto region in Italy, led by Fabio Menin. Allora condivido con voi la soddisfazione perché me l'hanno fatto avere qui in ufficio e io ce l'ho qua. Bravissimi. Grazie. Sì, c'è stata tutta una discussione qui su chi dovesse tenere il premio. Dopo siamo andati in ordine gerarchico, quindi abbiamo dovuto cedere. Non avevo dubbi. Meritato per l'assessore, a parte le battute. Allora, grazie, dai, insomma, grazie a tutti, insomma, per questo risultato. Adesso continuiamo a cedere la parola a Alessandro Agostinetti, che introduce poi il dottor Venier. Ma scusate, io devo lasciarlo qui perché c'è un'altra riunione e non posso continuare con voi, mi dispiace, ma questa è la facilità del click in queste giorni. Grazie mille per tutto e buon lavoro, vi lascio in buona mano con Ludovico e Vito per noi e auguri di buon lavoro e coraggio per il futuro. Grazie. Grazie Adelina, ti aspettiamo qui a Venezia al più presto. Sì, io sono stato in Venezia come turista 5 anni fa, comunque devo andare come ufficiale, non turista. Sì, ti invitiamo noi. Assessore, Okay, un abbraccio. grazie, ciao, arrivederci. Bene, allora, promuovere la resilienza delle persone nelle professioni. Tema estremamente interessante, contestualizziamo velocemente la cosa anche per chi magari non ha ben presente che cos'è l'assegno per il lavoro, è stato citato dall'assessore Donazzana all'inizio della sua introduzione. Allora, l'assegno per il lavoro è una esperienza che in Veneto è iniziata a fine 2017 e quindi ci sta accompagnando ormai 2018, 2019 e 2020. È sostanzialmente una misura destinata ai disoccupati over 30. Veneto è attiva la garanzia giovani, quindi fino ai 30 anni abbiamo coperto quel fabbisogno, no, di accompagnamento al lavoro con le misure finanziate sul piano della garanzia giovani. Numeri sono importanti, dal 2017 sono stati attivati 45.000 assegni e ne sono stati rilasciati oltre 50.000, nel senso che il rilascio significa che viene assegnato l'assegno dal centro per l'impiego, l'attivazione significa che nei 30 giorni successivi il lavoratore si presenta, si reca presso uno degli organismi accreditati per l'attivazione dell'assegno, quindi per fare il patto per mettere nero su bianco quali saranno le azioni che si faranno insieme. L'oggetto e il contenuto dell'assegno, che sostanzialmente è un titolo di spesa, è un voucher, è diversificato in funzione anche della profilazione, che è la distanza che viene misurata sulle persone dal mercato del lavoro, quindi abbiamo diciamo un contenuto parzialmente diverso dell'assegno in funzione anche della profilazione. Il flusso è appunto parte dal centro per l'impiego presso il quale il disoccupato si reca. Ricordo che mediamente nei nostri centri per l'impiego passano circa 150.000 persone all'anno in termini di definizione della dichiarazione di immediata disponibilità, e l'80% di queste persone fanno anche il patto di servizio. Una delle politiche che viene offerta e che è possibile offrire in maniera continuativa ormai appunto da fine 2017. Ho sentito un ritorno. Ecco, dicevo, questa offerta è continuativa, è uno degli elementi che riteniamo di qualità, ecco, della proposta. Come si colloca tutto ciò nel contesto della resilienza, nel contesto invece del 2020? Si colloca proprio perché uno strumento
pensato per fare l'accompagnamento al lavoro delle persone in tempi, diciamo, ordinari, è stato, diciamo, come dire, ha passato anche la prova dei tempi diversi, dei tempi straordinari, e quindi sostanzialmente sono state adattate le regole, quelle sia per la formazione ovviamente, ma anche quelle per le attività individuali, al fatto che non si potessero fare più in presenza. Abbiamo avuto nel primissimo impatto della pandemia un calo ovviamente di attivazioni, i centri per l'impiego erano chiusi, poi abbiamo ripreso le attività, i centri per l'impiego si sono attrezzati per fare i colloqui a distanza, abbiamo appunto attivato quasi 1 migliaio di corsi comunque, e alla fine dell'anno c'è stata una ripresa anche proprio nei numeri, quindi non abbiamo i numeri del 2019, però abbiamo rilasciato comunque in tutto il 2020 quasi 17.000 assegni. A questo punto mi sentirei di dare la parola al dottor Venier, perché la richiesta è che lui ci faccia capire dal lato degli operatori che hanno in carico questa misura, qual è stata la loro esperienza, come si sono organizzati, come si sono attrezzati per rispondere ai bisogni delle persone, e anche un po' quali sono le sfide del futuro e quali potrebbero essere anche un po' le prospettive, posto che adesso consolidiamo questa misura, l'abbiamo sperimentata, l'abbiamo vista, ne abbiamo apprezzato anche i risultati in termini occupazionali. Poi sul sito dell'evento trovate 2 infografiche che danno molte informazioni sui risultati dell'assegno, e quindi appunto gli darei la parola volentieri. Ricordo che sono fra i player principali anche in termini appunto di attivazioni, che hanno un'esperienza anche capillare, diciamo, distribuita sul territorio veneto, quindi secondo me sono rappresentativi di quello che può essere un po' questo mondo. Grazie. Grazie dottor Agostinetti, spero che si senta la mia voce. Innanzitutto volevo unirmi ai ringraziamenti dell'assessore, che ringrazio in primis, ma i ringraziamenti che l'assessore ha rivolto alla struttura del dottor Romano in tutte le sue articolazioni, perché effettivamente, al di là delle molte cose che già sono state illustrate fino a qui nella loro veramente ampia articolazione, da operatore privato la collaborazione che siamo riusciti negli anni passati, ma a maggior ragione in quest'ultimo anno, in tutti i vari livelli con Regione Veneto, devo dire, sono stati altissimi, e trovare sempre degli interlocutori che mettono l'operatore privato in questo rapporto di cui parliamo da tanto, pubblico-privato, in cui però poi alla fine tutto si risolve nelle relazioni personali, quindi il ringraziamento va alle persone che lavorano nelle strutture della Regione, che ci consentono poi di portare e ottenere i risultati che i piani si ripropongono di ottenere. Per cui un ringraziamento non rituale che colgo questa occasione per fare. Allora, innanzitutto ci siamo trovati tutti a febbraio e marzo con una situazione imprevista, imprevedibile, dove paradossalmente in quel momento primo di lockdown, dove le attività anche dell'assegno per il lavoro, ma non solo, sono state ovviamente sospese per trovare una nuova modalità per fare tutte le attività a distanza, per noi che pure stavamo affrontando al nostro interno un momento anche di ricorso agli ammortizzatori sociali, perché venendo meno le attività noi stessi siamo dovuti fermare, ma è stata l'opportunità per riorganizzarci, per prepararci, per riconvertire gli strumenti che noi utilizzavamo in presenza per fare le attività di ingaggio, accompagnamento al lavoro, bilancio delle competenze, ricerca attiva e quant'altro, di provare a rifarle in una modalità nuova a distanza. Questo rivedendo gli strumenti, rivedendo i percorsi, e grande, devo dire, disponibilità di tutti i nostri operatori che si sono messi in gioco con grande attenzione. Devo dire, questa la racconto anche come esperienza che io ho vissuto positivamente, e che è un po' quello che tutte le persone probabilmente durante i momenti di politica passiva in costanza di rapporto
dovremmo aiutare a fargli fare, cioè quella di prepararsi proprio nel momento di difficoltà per le nuove sfide. Devo dire che riattivata con Regione Veneto la possibilità di svolgere questi servizi a distanza, la cosa che rimane tuttora l'aspetto più complesso e più sfidante è quello dell'ingaggio delle persone. Prima la dottoressa Moreira dos Reis diceva la difficoltà anche di costruire una relazione anche in questi incontri, non potendosi stringere la mano, valutando la pausa caffè per conoscersi. Immaginate ingaggiare una persona che innanzitutto ha difficoltà molto spesso, noi abbiamo trovato una distanza, una arretratezza rispetto alle competenze digitali basiche, oltre ad una spesso mancanza di device adatti o sufficienti, oltre al tema delle connessioni, per cui ingaggiare velocemente una persona, convincerla proprio in un momento in cui le persone hanno richiesto e richiedevano maggiore vicinanza, maggiore presenza, e devo dire la velocità con cui noi riusciamo ad attivare l'assegno per il lavoro è la cosa più sfidante, più importante che noi dobbiamo avere, e in questo senso collaboriamo al massimo con i centri per l'impiego che sono con noi partner proprio nell'avvio, per poter facilitare in tutti i modi, in un momento di demotivazione iniziale che hanno le persone, proprio quello di non creare un ulteriore senso di frustrazione nel non riuscire a svolgere poi le attività. A volte il contatto e l'ingaggio dei disoccupati che si evolvono è proprio la sfida e lo sforzo più grande. Poi paradossalmente, quando si è cominciato a trovare invece più fluidità e riuscire a mettere in piedi le azioni come le facevamo precedentemente, devo dire che oggi possiamo anche cominciare a cogliere i primi segnali di opportunità che ci sono nelle attività a distanza. Una di queste è sicuramente quella del fatto che per molti la difficoltà di spostamento, noi siamo presenti con una quarantina di filiali in Regione Veneto, per cui siamo sicuramente uno fra i soggetti anche più capillari, però è evidente che non tutti poi hanno le stesse possibilità di spostamento. Quindi una delle cose che stiamo anche suggerendo a Regione è poter continuare anche in una fase successiva ad avere comunque una modalità, chiamiamola come si dice oggi blended, per poter comunque continuare a svolgere delle attività anche a distanza, e quindi lasciare anche più, come dire, o meno alibi alle persone per non fare delle attività, perché ricordo sempre una delle cose più importanti è quella di convincere le persone dell'importanza di attivare certi percorsi. Sicuramente una delle cose che è fondamentale all'inizio è quella di dare qualche momento, forse anche da costruire all'interno dei nuovi strumenti, di alfabetizzazione digitale rispetto all'utilizzo stesso degli strumenti, perché spesso ci vuole proprio un esercizio a utilizzare la piattaforma piuttosto che il singolo device con cui si lavora. Immaginate durante un'attività che si sta facendo magari su WhatsApp con uno smartphone, passarsi dei documenti perché si sta rivedendo il curriculum o si stanno analizzando delle offerte di lavoro. Due o tre situazioni le più complesse. Innanzitutto gli utenti sono molto più difficili in questo momento, spesso perché le caratteristiche, la profilazione con cui eravamo abituati a clusterizzare le tipologie di disoccupato che si avvicinava a noi, oggi sono un po' saltate. Non necessariamente chi esce da pochissimo dal mercato del lavoro è facilmente ricollocabile, perché magari deve completamente cambiare settore. Quindi probabilmente anche come dire, le categorie che giustamente la Regione aveva individuato forse andranno leggermente aggiustate, perché serviranno magari dei percorsi di riqualificazione più lunghi, e quindi bisognerà vedere il grado di intensità rispetto alle persone. Ancora una grande tematica è quella della convivenza con la didattica a distanza delle famiglie. Noi
io lo dico spesso, noi ci siamo confrontati con mamme arrabbiate perché in qualche modo, non avendo spesso molti dispositivi in casa a disposizione, ma dovendo condividerli con il figlio o con i figli, con una didattica a distanza che spesso, purtroppo, lo segneremo come caso senza nessun commento, è gestita, organizzata all'ultimo minuto, spessissimo capita ancora oggi che il nostro utente disdica l'appuntamento all'ultimo minuto con ovvi problemi di riorganizzazione, di ricalendarizzazione e quant'altro. E lo diceva anche l'assessore all'inizio, l'idea di avere comunque dei bonus, qualcuno ci ha detto hanno fatto il bonus sul monopattino e non hanno fatto il bonus sul PC magari o sul dispositivo per poter avere qualche strumento in più anche per le persone. In questo senso il tema delle donne, mamme magari a tempo pieno fino a ieri, oggi si è anche dal nostro osservatorio incrementato di molte donne che vogliono tornare al lavoro per necessità, perché magari i mariti sono in cassa integrazione, il reddito familiare è diminuito e è evidente che con queste persone bisogna anche, perché magari sono distanti o sono assenti dal lavoro da diversi anni, fare anche dei percorsi più strutturati. Ulteriore cosa, molte persone che provengono dall'area del turismo, veniva citato prima ovviamente, in questo caso i percorsi di riqualificazione si scontrano anche con un percorso di riidentificazione delle persone con la propria professione, il proprio ambito lavorativo. Questo soprattutto per figure medie e medio-alte, perché magari avevano ruoli di rilievo all'interno dell'organizzazione dove erano e oggi devono rimettersi in gioco, magari rifacendo una gavetta che pensavano di non dover più fare, soprattutto a 40, 45 o oltre i 50 anni. Ultime due cose, le attività a distanza aumentano le difficoltà linguistiche. Questo soprattutto per le persone straniere è un problema perché evidentemente il problema di connessione, la comprensione, la verifica della comprensione se la persona con cui noi stiamo parlando ha capito e se noi abbiamo capito quello che ci sta dicendo aumenta e quindi anche in questo senso cerchiamo il più possibile sempre comunque di mantenere una parte importante in presenza per non lasciare disperso niente e infine un aumento importante della richiesta di formazione. Ci sono molte persone, l'assegno per il lavoro è una misura per quanto ci riguarda, vedendo gli altri dispositivi che ci sono in giro per l'Italia, una misura molto ben studiata perché mette assieme sia la parte di accompagnamento al lavoro che la parte di formazione. Spesso la richiesta delle persone oggi, negli ultimi mesi, è stata quella di saltare la parte di orientamento al lavoro e di andare subito alla formazione, che per certi versi è un aspetto positivo, perché le persone in qualche modo capiscono e riconoscono la necessità di riqualificarsi. In qualche caso lo segnalo perché a volte è frutto di demotivazione, la frase è inutile che ci mettiamo a cercare lavoro perché il lavoro non c'è, cosa peraltro non del tutto vera, opportunità ce ne sono, anzi abbiamo settori che sono paradossalmente sotto pressione nel cercare e nel trovare figure professionali, ma a volte anche denota in qualche caso una richiesta di formazione non adeguata perché c'è disorientamento, per cui a volte la richiesta è di percorsi professionali che non sono funzionali ad un reinserimento nel mondo del lavoro. Per cui permetto solo di, rispetto a una logica più di visione, di prospettiva, di segnare, io ho segnato 5 punti, 5 aree dove continuare, come peraltro Regione Veneto sta già facendo, sono tutte cose che noi con Regione abbiamo avuto l'opportunità di condividere e che probabilmente riconoscerete anche in alcune delle attività anche della futura programmazione. La prima sfida che noi vediamo è quella di non lasciare sole le imprese. Per quanto ci riguarda, aiutare le imprese vuol dire aiutare le persone. In questo senso dobbiamo anche provare a immaginare, a rinnovare i servizi partendo da ciò che serve alle imprese in questo momento. In questo senso anche l'unione tra le sinergie tra
tra FSE, tra FESR e le varie misure che ho anche sentito, le vedo come un ottimo punto di partenza. Peraltro, avendo in mente che noi dobbiamo anche ricapire come i nuovi posti di lavoro avranno un'intensità di green, di sostenibilità e di digitale, sui quali c'è molto da investire. Benissimo, noi abbiamo già lavorato in passato sul tema dell'innovazione sociale proprio con dei progetti del Fondo Sociale Europeo in Regione Veneto. Bene aver sentito che questo è un filone che viene portato avanti, perché crediamo possa dare anche opportunità alle imprese di ragionare, di rimettersi in gioco e di creare nuove opportunità lavorative facendo quelle cose nuove a cui all'ultima slide del dottor Romano. Abbiamo bisogno di misure che in qualche modo non abbandonino o accompagnino con percorsi più lunghi le persone che dovranno completamente cambiare settore, e ahimè ce ne saranno diversi, non solo nel turismo e nella ristorazione, ma immaginiamo anche in altri servizi e in alcune aree di manifattura. In questo senso, una delle cose che noi da sempre sponsorizziamo è quella di intensificare l'utilizzo dello strumento dell'apprendistato, anche dell'apprendistato per disoccupati, che peraltro, come voi sapete, non è collegato all'età, ma è semplicemente uno strumento che consente di mettere un vantaggio economico e di costi per l'azienda che inserisce, ma si porta dietro un contenuto formativo importante. Magari bisogna cambiarlo, perché pensare a un cinquantenne come me di offrirgli un contratto di apprendistato può suonare strano, magari chiamiamolo contratto di qualificazione, di riqualificazione, però è sicuramente uno strumento molto potente. Noi come Agenzia per il Lavoro, peraltro, possiamo anche mixare questi strumenti con il contratto di somministrazione, che continua, a nostro avviso, ad essere uno strumento molto potente per accompagnare le persone anche nelle transizioni. Ulteriore terzo punto, servono, e la Regione Veneto le ha messe in piedi, delle politiche integrate con la formazione, ma dobbiamo anche incrementare il dialogo con i servizi sociali dei comuni, cosa molto importante, perché è evidente che servono risposte diverse per svantaggi diversi. Io li identifico così. Abbiamo bisogno di misure che siano sicuramente meritocratiche. La politica attiva, per quanto ci riguarda, ha in sé un ingaggio forte della persona che si rimette in gioco, ma devono essere misure inclusive. Noi non possiamo permetterci di lasciare indietro le persone. Abbiamo bisogno di, e lo stiamo facendo con fitti contatti con anche la rete dei servizi sociali dei comuni, per poter integrare e rendere delle misure più sartoriali rispetto alla fase particolare in cui si trovano le persone. Ultime due cose: sempre di più dobbiamo immaginare misure universali. Crediamo e vediamo che, oltre ai disoccupati classici che ci troviamo ad incontrare, che incontreremo probabilmente con maggiore intensità nei prossimi mesi, abbiamo anche tutte le figure che stanno soffrendo forse più di altre la situazione emergenziale, e quindi i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti. Questi sono soggetti nuovi che probabilmente non avevano in mente di rimettersi alla ricerca di un lavoro con gli strumenti più per i lavoratori dipendenti o i disoccupati che perdono un posto di lavoro subordinato. Anche qui dobbiamo vedere come assieme provare a metterli insieme. E infine, cosa abbastanza banale ma che riteniamo continuamente strategica, è quella di una grande campagna educativa rispetto ai servizi digitali. Attenzione, non stiamo parlando delle competenze ICT, che pure noi facciamo come agenzia moltissime academy per le aziende sia manifatturiere che specifiche del settore ICT, per formarli su competenze digitali, anche rivolte a chi esce dagli ITS o a chi esce da percorsi universitari. Qui abbiamo bisogno di un grande sforzo di cittadinanza digitale, di fare in modo che le persone non rimangano tagliate fuori dal fatto che oggi accedere ai servizi, accedere anche ai servizi come l'assegno per il lavoro, passa attraverso la possibilità di saper utilizzare in maniera utile e non scontata gli strumenti digitali. Devo dire che tutte queste cose la Regione sappiamo
sappiamo che ce li ha in mente, ci stiamo lavorando bene e quindi siamo molto fiduciosi che possiamo nel rapporto pubblico-privato continuare a portare avanti queste attività proficuamente. Grazie per l'opportunità e buon proseguimento. Grazie, dottor Venier. Beh, insomma, molti spunti interessanti. Tra l'altro stiamo studiando di estendere l'assegno per il lavoro anche agli under 30, visto che risorse e garanzia giovani ormai ne abbiamo ben poche, quindi insomma questa è una delle cose che faremo. E peraltro insomma quello che tra le cose insomma interessanti che hai detto, questo tema di rafforzare il dialogo con i servizi sociali dei comuni è oggetto proprio dell'intervento che abbiamo fatto sul rafforzamento degli ambiti territoriali, che devo dire l'avevamo previsto per la programmazione 21-27, poi ovviamente abbiamo ritenuto di anticiparlo perché sappiamo che ovviamente i comuni sono veramente in prima linea in questo momento. Il tema del digitale è fondamentale e qui tra l'altro insomma nel piano nazionale recovery plan tra le cose che ci sono insomma alcune cose positive, ho visto che insomma c'è una quota abbastanza importante su questa parte della digitalizzazione, quindi insomma speriamo che si possa lavorare anche con quelle risorse, perché ovviamente per il 2021 abbiamo anche delle risorse abbastanza importanti, ma ci sono veramente tantissimi interventi su cui avremo necessità di lavorare. Grazie Giuseppe. Allora passiamo adesso proprio a questa parte. Devo dire che quando abbiamo fatto con l'assessore Donazzana il programma operativo 2014-2020 abbiamo pensato di mettere molte risorse sulla capacità amministrativa. Abbiamo messo il 3% del POR e siamo stati la regione del nord, quindi con programmi di una certa dimensione, che ha messo più risorse. E penso che sia stata, adesso, vista con gli occhi adesso 2021, penso che sia stata veramente una scelta giusta. E ricordo un intervento anche molto importante in ambito della giustizia, ma appunto siamo riusciti a fare anche questo intervento di rafforzamento dei ambiti territoriali in collaborazione appunto con la direzione dei servizi sociali e con l'assessorato che ringrazio, che adesso appunto Maria Carla Midena ci introduce. Prego. Buona giornata a tutti. So che ho pochissimo tempo a disposizione, però non posso esimermi dal ringraziare pubblicamente l'assessore Donazzan, il dottor Santoromano e tutta la sua squadra per la preziosa collaborazione che da alcuni anni ci vede impegnati insieme in un tema così importante qual è quello dell'inclusione sociale. Diciamo è una collaborazione che ritengo che dovrà ancora di più approfondirsi e rafforzarsi in considerazione delle sfide che dovremo affrontare rispetto ai bisogni emergenti che questa pandemia purtroppo ha fatto emergere. Una pandemia che ha accelerato una serie di processi che impongono di rivedere i modelli di organizzazione e di integrazione dei nostri territori. Quello che credo sia l'elemento chiave di una ripartenza è rafforzare la centralità, lo sviluppo e il coinvolgimento delle nostre comunità attraverso il recupero di valori condivisi e generativi di una identità che superi i confini comunali, per promuovere l'omogeneità dei servizi, degli interventi in un territorio di area più vasta e soprattutto ridurre le diseguaglianze tra i cittadini. La collaborazione che noi abbiamo avviato si è tradotta, sappiamo, in un importante documento che è il piano regionale per il contrasto alla povertà, un documento che vi dico è molto apprezzato anche a livello nazionale, ci stanno contattando da più parti per il modello che siamo riusciti a costruire nella regione Veneto e in particolare poi attraverso tutta una serie di misure che abbiamo messo in atto insieme sul tema dell'inclusione sociale come tema trasversale a tutte le policy. Per quanto riguarda questo piano che abbiamo condiviso e che stiamo realizzando, ovviamente ha aperto un processo molto interessante e proficuo che si sta sviluppando e sta andando oltre alle misure di contrasto alla povertà per formulare delle politiche, delle misure che mirino in realtà all'inclusione sociale in modo trasversale.
Il piano ha dato quindi una spinta a un cambio di passo nel sistema dei servizi sociali, accompagnandoli ad affrontare, oltre all'integrazione sociosanitaria che era fino ad oggi prevalente, quella socio-lavorativa e con le restanti politiche. All'interno di questo piano si fa riferimento agli ambiti territoriali sociali, ritenuti ad oggi e divenuti interlocutori molto importanti del sistema della rete regionale, sia nei processi decisionali che riguardano la governance per la programmazione delle risorse, sia nella definizione ed organizzazione di assetti più resilienti, flessibili e rispondenti alle necessità dei contesti locali e funzionali ad uno sviluppo strategico e sostenibile dei territori. Questa pandemia, tuttora in corso, con la fluidità e la complessità che la caratterizza, ha costretto tutti ad appropriarsi di questi concetti chiave e ad accelerare riflessioni e azioni che diano concretezza all'integrazione, all'armonizzazione, rete di comunità, elementi che a maggior ragione serve sviluppare visto il significativo incremento dei bisogni delle persone e delle famiglie in carico alle amministrazioni comunali e tutte le nuove vulnerabilità emerse che chiedono interventi nuovi e diversificati e risposte che solo una rete di servizi pubblici efficienti e che sappiano lavorare in rete sarà in grado di garantire. Sappiamo che la Regione ha riconosciuto formalmente 21 ambiti territoriali sociali, con le denominazioni che ciascuno di essi ha ritenuto di darsi. Gli ambiti si sono molto attivati, hanno intrapreso un percorso che rileva aspetti positivi, ma anche limiti e criticità. Limiti e criticità che vi anticipo già a breve verranno superate attraverso un'iniziativa legislativa che è in cantiere. Non tolgo altro spazio perché sono interessata anch'io ad ascoltare l'intervento dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Este che ci presenterà il suo progetto. Grazie a tutti. Buongiorno, sono confortata dal fatto che le parole che avevo pensato nel mio intervento ricorrono dagli interventi di chi mi ha preceduto e questo quindi ci fa pensare che siamo sulla buona strada. Quella che presento io è un'esperienza di un territorio che è quello dell'ambito dell'Exsulс 17 che comprende 44 comuni, è uno dei più grandi all'interno del territorio regionale, composto di molti piccoli comuni e quindi con una serie di problemi di frammentazione che vi lascio ben immaginare sia da un punto di vista del personale perché c'è un turnover anche importante per quello che riguarda i piccoli comuni e poi anche sul piano degli strumenti. Quindi è stata una bella esperienza quella che ci ha fatto partire per la realizzazione di questo progetto che comincerà le sue attività nelle prossime settimane, perché ha messo insieme soggetti diversi proprio per cercare di costruirlo, il progetto sotto l'attenta direzione di Recop e per rilevare quelli che potevano essere all'interno delle linee della DGR 865 i bisogni e le necessità del nostro territorio. Abbiamo fatto una scommessa un po' anche, se vogliamo dirla ironicamente, su questa operazione di 1+1 che fa 3. 1+1 che fa 3 perché mette in campo il nostro progetto tutta una serie di sinergie tra pubblico e privato che partendo dall'analisi dei bisogni del territorio poi diano delle risposte. E ci siamo resi conto che questo tipo di risorsa del Fondo Sociale Europeo attraverso appunto la DGR è una risposta che ci può veramente venire incontro per un primo passo verso quella che è il modo di affrontare e risolvere anche determinati problemi. Ecco che quindi siamo partiti dai cittadini per rilevare quelli che sono i bisogni a livello di ambito, perché ci sono determinate categorie di cittadini che si trovavano già in uno stato di fragilità, ma che la pandemia ha messo proprio in una condizione di ulteriore fragilità. Le persone anziane, sto pensando,
e quindi ai problemi di solitudine, ai problemi di isolamento, alla RSA. Pensiamo in questo ultimo periodo quanto difficile è stata la gestione degli ospiti di queste RSA nei rapporti con i familiari. Bisogni poi che sono emersi. Noi fortunatamente siamo riusciti ad accedere l'altro anno alle risorse del progetto sull'invecchiamento attivo, che ci aveva già fatto in qualche modo prendere in esame quella che era il parterre di questa fascia di persone fragili all'interno appunto dei vari comuni, e che ci ha poi anche dato il là per poter anche definire una linea di progetto all'interno di questo nostro 1+1=3. Pensiamo ai ragazzi e agli adolescenti, all'aumento delle condizioni di fragilità, di dispersione scolastica, di marginalità, che sono state ulteriormente aggravate dalla didattica a distanza. Ci siamo resi conto anche proprio a livello di servizi sociali di come sia molto più difficile coinvolgere e integrare, includere i ragazzi che sono ai margini in condizioni di didattica a distanza, quando la scuola non funziona. E questo non è solo per una questione del passaggio dei contenuti, ma proprio anche e soprattutto una questione delle relazioni e delle possibilità di intervento. Le famiglie con i lavori precari, non c'è ancora una sufficiente raccolta degli elementi per poter valutare quale sia effettivamente l'entità di questo fenomeno di nuove povertà che gli esperti adesso chiamano povertà relativa. Dall'analisi dei fabbisogni dei cittadini siamo passati invece a quelle che erano le necessità da un punto di vista invece degli strumenti. Ci siamo resi conto di come fosse necessario rafforzare le reti, rafforzare il coordinamento territoriale, perché erano i vari comuni, gli uffici, anche specialmente i servizi sociali dei vari comuni, a ravvisare questa esigenza. È stato molto importante il lavoro della cabina di regia guidato appunto da IRECOP, come vi dicevo, per cercare di trovare quelle che erano le difficoltà comuni che i comuni, scusate la cacofonia, stavano effettivamente vivendo, e come sono emerse queste necessità di trovare anche dei sistemi avanzati per poter raccogliere i dati e rielaborarli e creare appunto una rete all'interno della quale ci fosse una adozione di regolamenti comuni che portassero poi quindi a una gestione anche più agile dei dati stessi. Di qui siamo passati all'idea delle politiche di rilancio di un welfare che abbiamo voluto anche mettere quelli più avanzati di determinate altre situazioni europee, mi riferisco soprattutto al nord, welfare che però puntano sostanzialmente sul pubblico. Noi abbiamo una condizione diversa, noi abbiamo un welfare che nasce fondato sui valori e sulle operatività della famiglia che sicuramente, come diceva l'assessore Donazzan prima, deve essere sostenuta, devono essere varate politiche che portino a un rinforzo anche della famiglia nei suoi bisogni, ma famiglia che comunque costituisce la base di un welfare che è tutto italiano e che deve essere quindi nascere da queste sinergie pubblico e privato per darsi un input, una maggiore capacità di propulsione. Da qui sì, noi ci troviamo in una situazione di grande crisi e sono famose le parole di Einstein sulla crisi, ma diceva anche che l'unica crisi è legata all'incompetenza, è legata alla pigrizia nel trovare sistemi di risoluzione dei propri problemi e di andare avanti. E io sono convinta che questi fondi nell'utilizzo che se ne può fare, che credo che noi abbiamo cercato
di indirizzare siano una risposta alla necessità di operare delle scelte che nascano dai bisogni che noi ravvisiamo all'interno della crisi, che ci pongano anche davanti delle sfide, perché in questo modo sicuramente si mettono in atto anche tutta una serie di processi costruttivi che partono dalle persone e che porti a quella crescita intanto equa, a sostenere e a costruire una società più in equilibrio, una crescita che appunto, come si diceva anche nel clip di introduzione dell'evento di oggi, sia intelligente, sia sostenibile, sia inclusiva. Possiamo attingere a questi strumenti. L'ambito è in una condizione privilegiata di interlocuzione con la Regione, grazie alle sue dimensioni sia territoriali sia numeriche. È importante potenziarlo affinché diventi veramente una rete di collaborazione in grado di essere cartina tornasole anche per le politiche sociali e di welfare della Regione e nazionali. Ecco, io chiudo qui anche velocemente per questo spazio e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Assessore, grazie Carla, anche qui molti spunti interessanti. Allora adesso abbiamo l'ultima mezz'ora con 3 interventi, vi dicevo in apertura, molto interessanti. Noi abbiamo fatto una pre-call nei giorni scorsi, vi chiederei di farli in sequenza così non vi interrompo, quindi inizia Miranda Bassoli di SCS Azioni Innova, poi Daniela Oliva dell'Istituto per la Ricerca Sociale, poi il professor Bassi dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Grazie. Buongiorno, entro immediatamente nel tema che mi è stato proposto di affrontare, ecco, riprendendo quello che dall'inizio, a cominciare dall'intervento di apertura dell'assessore, è stato presente nelle presentazioni, nelle riflessioni di questa mattina, e cioè la situazione di difficoltà, di criticità del mercato del lavoro della Regione Veneto, così come determinato dalla crisi pandemica in cui ci siamo trovati, in cui tuttora siamo, con l'evidenza in particolare di alcuni settori che sono specificamente come dire, influenzati da questa situazione. Allora, l'aspetto su cui io volevo portare l'attenzione è questa qui. Noi ci troveremo nella situazione nella quale diverse migliaia di persone si troveranno improvvisamente a cambiare lavoro. Ora, le persone nella loro vita lavorativa cambiano spesso lavoro. Ho guardato i dati della Regione Veneto, su poco più di 2 milioni di occupati, ci sono annualmente sulle 800.000 avviamenti, cioè significa che al di là delle persone, perché sono avviamenti, non sono teste, quindi di quelli che hanno più di un nuovo inserimento lavorativo, quindi un avviamento al lavoro, ci sono diverse centinaia di migliaia di persone che si spostano, che cambiano da un lavoro all'altro. Ora, le persone che si trovano in questa situazione in un'economia come quella della Regione Veneto, un'economia che funziona, un'economia in cui le opportunità ci sono, l'economia dinamica, le persone, questo fenomeno dello spostamento delle persone è presente, ma con una caratteristica, e cioè che lo spostamento corrisponde a un progetto che le persone hanno in mente, che ovviamente non è definito come noi immaginiamo e scriviamo i progetti, ma come disegno in testa delle persone che appunto a partire dal loro mestiere o comunque tenendo bene in conto qual è il loro mestiere, poi conducono altre scelte della loro vita. Quello che noi ci troveremo ad affrontare è una situazione nella quale molte persone si sposteranno nel mercato del lavoro senza che questo corrisponda ad un progetto che loro hanno elaborato, ad un disegno che loro hanno in testa,
anzi addirittura con un effetto fortemente di spiazzamento rispetto a una situazione che non avevano previsto. Ma quando mai avremmo potuto prevedere appunto un crollo del settore turistico, parlando noi in Regione Veneto, cioè, e della Regione Veneto, che ha Venezia, che ha la montagna, che ha le città d'arte, che ne ha come dire, che ha l'ambiente, che ha ogni tipo di risorsa. Quindi, e questo solo per fare un esempio, perché poi c'è il settore del turismo, ci sono i settori collegati al settore del turismo, perché chi produce attrezzature per le cucine dei ristoranti non venderà più tante attrezzature per le cucine dei ristoranti, eccetera, eccetera. Allora, quello che io voglio sottolineare, ecco, sono 3 aspetti. Il primo è questo, e cioè le persone che si sposteranno nel mercato del lavoro senza disporre di un progetto, di un disegno, di una prospettiva. Anzi, essendo consolidati in settori di grande rilevanza, con scarsa attitudine e scarsa preparazione a definire un progetto alternativo. Cioè queste persone si troveranno in questa situazione senza avere un piano B. Questo è uno dei punti. Quindi senza avere un progetto in testa e avendo nelle mani il loro mestiere. Questo è l'altro, è il secondo degli aspetti che volevo sottolineare. Quindi una situazione di spiazzamento, di appunto viaggio che per loro si apre e avendo in mano il loro mestiere. Allora, il secondo punto che volevo mettere a fuoco è con che bagaglio queste persone vanno? Qual è il kit di sopravvivenza nel mercato del lavoro di queste persone? Guardate, sapendo anche che tanto più le persone sono consolidate nel loro mestiere, e cioè attribuiscono al loro mestiere anche una fonte identitaria di se stessi, ecco, tanto più hanno difficoltà poi a rivederlo questo stesso progetto, a riconfigurarlo, ad adattarlo. Allora, dicevo, il punto è, ma noi che kit di sopravvivenza pensiamo che queste persone debbano avere? Ecco, un kit di sopravvivenza, cioè quello che serve è, fra tante cose, la consapevolezza di quello che sanno fare, e qualcuno che dica che effettivamente sanno fare. Questo è il kit di sopravvivenza, dove dentro questo kit di sopravvivenza appunto significa consapevolezza, ecco, significa intanto saper guardare a tutto quello che so e che ho imparato a fare, perché poi nel concreto delle esperienze lavorative di ciascuno il mestiere assume 1000 sfaccettature. Ha una struttura ossea di base, ecco, e poi assume molte declinazioni a seconda del contesto concreto in cui io mi trovo a lavorare, perché posso lavorare appunto in un albergo ed aver anche in quell'albergo lì gestito tutte le forniture, e quindi aver avuto a che fare col mercato dei fornitori, con i documenti di accompagnamento, con la necessità di contabilizzarli, eccetera. Posso aver lavorato in un ristorante ed aver imparato, aver essere stato io che sono stata coinvolta nella promozione del ristorante stesso rispetto alla sua clientela, e quindi aver commissionato dei video, aver imparato le lingue, eccetera, eccetera. Ma questo per dire che la consapevolezza di quello che so e la capacità di raccontarlo non è immediata in nessuno che lavori da tempo, come dire, se voi gli chiedete che cosa sa fare, lo descrive in 3 parole senza essere in grado di dare tutti gli elementi, compreso quelli che non ha appreso facendo quel mestiere lì, ma in altri ambiti della sua vita. L'altro, nel metterlo a fuoco, significa anche capire che cosa mi manca, su che cosa sono rimasto indietro, e quindi in questo senso mettendo a fuoco, in questo caso, la necessità che qualcuno mi sorregga con la formazione. Ecco, quindi dicevo, nel kit di sopravvivenza c'è la consapevolezza di quello che so e quello che so fare, e poi la certezza significa che qualcuno
di autorevole, e qualcuno ed è autorevole perché sa meglio di me quel mestiere lì ed è riconosciuto come tale, ha detto che è vero. Questo, e quindi in un mercato del lavoro che peraltro sarà ancora più selettivo, perché inevitabilmente quando appunto l'offerta preme sulla domanda, la selettività diventa più alta. In un mercato del lavoro in cui i mestieri si evolveranno, perché non è che intanto che c'è la pandemia e siamo tutti in difficoltà, poi i mestieri rimangono fermi, i mestieri comunque evolvono, quindi diventano più articolate le competenze, diventano più necessitanti di aggiornamenti, come ci ricordavano anche i relatori precedenti. Ecco, qualcuno che con una modalità definita è in grado di dire con certezza è vero, non è una sua, come si dice adesso, narrazione individuale, non è l'espressione di un parere solamente soggettivo, effettivamente questo il mestiere lo sa fare. Questo è una componente di un kit di sopravvivenza che sarebbe utile mettere a disposizione delle persone che, ripeto, non caratterizzeranno un fenomeno, come dire, fisiologico di entrate e uscite dai mercati del lavoro, perché appunto questi, come c'è stato fino adesso in Veneto, quando dopo la crisi la crisi che si è conclusa nel 2015, e cioè che a un certo punto poi diventa tutto fisiologico, c'è una parte che esce, una parte che entra e poi dopo si riequilibra. L'impatto che avevano adesso questi fenomeni, appunto, sono quelli che si dicevano prima, questa massa di persone, di singole persone che appunto si troveranno improvvisamente a doversi cercare questo, ecco, la necessità di dire che cosa gli diamo, che bagaglio, con che zaino partono per fare questa cosa. Davvero, poi ci sono, come il dottor Romano sa, 1000 tecnicismi da mettere in fila per rendere tutto questo possibile, ma i temi sono due: che ci sia una situazione orientata al servizio, quindi non orientata alla procedura, ma orientata al servizio, che sostenga le persone nel mettere a fuoco quali sono le loro competenze. E pensate che le persone non soltanto non sono in grado di dirlo, ma non gli piace neanche tanto doverlo rappresentare in modo che qualcuno dica sì, effettivamente è così. Ecco, perché hanno la loro storia professionale alle spalle che ha già dimostrato tanto. Però questo adesso non è più sufficiente, in particolare nella situazione che si determinerà. Quindi, dicevo, questa consapevolezza, e poi qualcuno che è in grado di dire, appunto, non è soltanto il tuo CV che da solo ti sei iscritto, o ti sei iscritto con il supporto di un servizio, ma c'è stato qualcuno che ha detto effettivamente lui queste esperienze le ha fatte e queste competenze le ha prese. Poi la regola, la procedura, il sistema informativo sono cose che si progettano, che peraltro, come dire, la macchina operativa della Regione Veneto, come è stata più spesso richiamata stamattina, è assolutamente in grado di assicurare. Ecco, io avrei completato. Allora devo inserirmi immediatamente per agganciarmi al tuo discorso. E Miranda parla di movimento, io dovrei parlare di transizioni. Le transizioni sono passaggi, sono movimento, cioè mi pare che questo sia il quadro nel quale ci muoviamo. Ma come sapete, come dire, sono qui in qualità di valutatore, cioè persona che ha fatto molta valutazione. E la valutazione si fa su quello che è stato, però si fa su quello che è stato per appunto andare avanti, per muoversi, perché altrimenti avrebbe, come dire, un senso relativo. E quindi questo titolo, guardare avanti, guardare oltre, è un po' impegnativo. E che cosa vuol dire in sostanza? Ma cioè, una traduzione, diciamo così, convenzionale potrebbe dire, vabbè, dobbiamo capire quali sono le priorità, i bisogni che dobbiamo soddisfare, cosa dobbiamo fare, chi dobbiamo dare ascolto, e va benissimo, però io non vorrei infilarmi in questo campo, anche perché mi pare che insomma la Regione su questo abbia le idee piuttosto chiare, c'è un percorso, un processo di ideazione, di programmazione che la pandemia non ha interrotto, ha modificato le forme, ma insomma non lo ha interrotto, e quindi non mi voglio addentrare su questo.
Però vorrei tradurre questo guardare avanti e guardare oltre in alcuni punti che insomma mi sono consolidata in questi anni di valutazione e che non so, sono 5 punti che potrebbero essere un po' la cornice, un po' insomma una specie di kit da mettere sullo zaino in spalle da tenere sempre presente e facendoli pesare. Allora, sono 5 punti, ma sarò breve, che secondo me bisogna tenere presente nei prossimi anni. Primo punto, le persone sono, cioè il tema della diversità. Le persone sono diverse, ma anche i territori sono diversi, i contesti sono diversi. Allora, riusciamo a superare le dicotomie tipo i normali, gli svantaggiati, quelli che sono occupati, quelli che sono disoccupati, cioè tutte queste categorie vanno benissimo, no? Però, come dire, fondamentalmente dobbiamo avere in mente che ci sono delle diversità e che tutte vanno prese, cominciamo a prenderle un po' una per uno, e su questi ragioniamo in una logica di profilazione, di dispositivi tailorizzati, personalizzati, usate le parole che volete, però il punto è teniamo presente il tema della diversità e quindi del fatto che le programmazioni sono dei quadri, sono dei cornici, ma che poi appunto anche lì dentro c'è del movimento. Mi piace il fatto che si possa passare da una priorità all'altra senza doversi far approvare dalla Commissione questi passaggi, perché è necessario, come dire, avere questa possibilità di movimento. E sarebbe interessante anche che, avendo in mente il tema della diversità, si riuscisse anche a ragionare in una logica, come dicevo appunto, non tanto di categorie svantaggiate o fragili, a parte che appunto adesso comincio a essere nella condizione che donna, un po' over, cioè dovrei essere fragilissima e non mi sento tale, quindi insomma vorrei superare questa cosa, però potremmo anche cominciare a ragionare in termini di gap da colmare. E poi magari troviamo un nome migliore, ma perché consideriamo le donne svantaggiate? Perché consideriamo gli over? Perché? Perché? Allora, che cos'è che dobbiamo fare per riportarli a quella che ci immaginiamo debba essere la normalità? Guardate che ragionare in termini di gap da colmare, lo diceva anche Miranda in maniera diversa, piuttosto che in termini di categorie alle quali attribuiamo, come dire, una serie di fragilità e svantaggi, ci potrebbe portare a delle soluzioni, degli interventi di natura diversa. Il secondo tema, la diversità, il senso di integrazione, anche qua lo vorrei dire in maniera diversa. Vorrei che nella prossima programmazione ragionassimo sempre nella logica di essere almeno in due cose, 2 fondi, 2 attori, 2 progetti, 2 cose, perché le politiche non si fanno da soli. Allora, se mi occupo degli studenti, penso che in qualche modo dovrei occuparmi anche della scuola. Se mi occupo delle persone che devo collocare al lavoro, penso che mi dovrei occupare anche delle aziende, perché se poi li formo benissimo, le aziende non capiscono che, come dire, che hanno il valore necessario, è un po' quel binomio anche che diceva Miranda, no? Cioè sì, tu puoi dire una roba, poi però bisogna che ci sia qualcuno che dica che è vero che le cose che dici hanno senso. Mi occupo di pari opportunità, certo penso alle donne, ma so che che se non penso anche a fare delle cose per gli uomini, la Regione ha fatto una bellissima DGR in questo senso, sono meno efficaci. Quindi ragionare, come dire, immaginando che l'integrazione non è una roba che, come dire, mischiamo, cioè, ma dobbiamo avere dei binomi almeno, poi meglio dei trinomi. Terza parola, come dire, chiave che mi porterei nello zaino, il tema della, la chiamo flessibilità, ma anche qui bisognerebbe trovare un termine meno abusato e più seguito. E le cose cambiano continuamente. Questo tema del movimento vuol dire che bisogna avere a mente quello che si fa e che c'è qualcuno che deve essere servente. Allora, le procedure,
i sistemi informativi, tutte queste cose qua fondamentali che assolutamente non vogliamo eliminare, ma però devono essere serventi. Non è che si può immaginare che si cambia il progetto perché se il sistema informativo non mi consente di scrivere certe cose, o le procedure. Allora, non dobbiamo aspettarci un'altra pandemia per, ad esempio, penso l'eclatante esempio della DAD, cioè fino all'anno scorso l'idea della formazione a distanza era cioè, non era neanche immaginabile, è arrivato il Covid e improvvisamente questo grande vincolo si è superato, non dico rapidamente, ma insomma abbastanza facilmente. Forse si può adottare questa flessibilità anche senza aspettare un'altra pandemia. Dico in generale, quindi immaginarsi che questi sistemi, il Veneto è molto, come dire, è sulla buona strada, però insomma qualche area di miglioramento ancora si può trovare, che bisogna, come dire, fare in maniera che ci sia un apparato, una strumentazione che ce l'ha in testa, che è servente rispetto alle azioni che devono, al contenuto delle azioni da fare. Quarto punto, il tema della narrazione, a cui io tengo tantissimo, cioè quello che si fa deve essere narrato, che non vuol dire comunicato, vuol dire narrato, cioè bisogna far capire al sistema anche, non solo ai cittadini, che qual è la sostanza delle azioni. Noi la chiamiamo la teoria del programma, ma insomma non è neanche molto intuitivo chiamarla così, e cioè facciamo questo perché perché è successo, interpretiamo quello che è successo in questa maniera e ci immaginiamo che succeda qualcos'altro. Cioè la narrazione ha una grandissima funzione educativa. Stamattina l'assessore diceva: vorrei che la prossima programmazione fosse l'occasione per parlare anche, no? Per affrontare delle questioni che esulano anche dal singolo progetto. Al di là del contenuto a cui faceva riferimento, però il tema proprio della narrazione è quello di immaginarsi che i programmi, è bello che adesso abbiate due programmi che devono per forza in qualche misura integrarsi un po' di più, perché consentono di aprire dei ragionamenti che esulano appunto dal fatto: approvo il singolo progetto, facciamo la DGR su questo tema perché è prioritario, eccetera. È un passaggio culturalmente come dire, non usuale, però forse, visto che è un fondo sociale plus, questo plus mettiamoci anche questa possibilità. E la narrazione è una cosa che create, come dire, politica, ripeto, non è la comunicazione, anche se poi serve la comunicazione per portarla avanti. Ultimo punto, che è quello appunto del perché facciamo tutta questa roba. Cioè, allora rispondiamo a bisogni, eccetera, ma io credo che mi piacerebbe che quella prossima programmazione fosse finalmente, anche perché ne ho già vissute alcune, fosse finalmente l'occasione per fare un salto di qualità, che parte dalla narrazione ma deve arrivare al tema della crescita delle persone e dei territori. Io credo che se c'è una cosa che il Covid ci ha insegnato, ce ne ha insegnate di bruttissime, non credo che ne usciremo migliori, però insomma alcune cose le abbiamo imparate, è che se fossimo stati più consapevoli di tante cose, avremmo affrontato meglio questa situazione di emergenza. Allora, io credo che essere consapevoli significa avere maggiore istruzione, maggiore qualificazione professionale, maggiore capacità fisica, maggiore qualcos'altro, qualcosa di più di tutti. Allora, credo che sarebbe bello se la prossima programmazione potesse diventare una grande occasione educativa anche, educativa nel senso proprio, come dire, che acquisisce una narrazione e ci spiega perché investiamo tantissimi soldi per fare tantissime belle azioni, ma qual è il senso che lega tutto questo che ci sta dietro. Mi fermerei qui. Grazie.
Buongiorno, credo tocchi a me. Ringrazio moltissimo chi mi ha preceduto, ringrazio la Regione per l'organizzazione e l'invito. È quasi ora di pranzo e quindi capisco che forse se parlo di mangiare vi faccio venire ancora più appetito, ma partirei proprio da quello, perché credo che non si possa affrontare il discorso proprio della narrazione, a cui mi collego molto volentieri, se non si parte anche dal disagio, secondo me, in qualche modo psicologico che stiamo vivendo. Disagio psicologico della pandemia rischia di distrarci dal fatto che la crisi del Covid è un sintomo di una crisi molto più ampia, che è la crisi ambientale che ci coinvolge tutti come pianeta. E allora uno dei paradossi di questa terribile condizione che stiamo vivendo è che abbiamo una voglia matta di tornare alla nostra normalità, e purtroppo però questa normalità è una normalità insostenibile. Se noi tornassimo a come vivevamo prima avremo un sollievo immediato, ma in realtà ci metteremo nella condizione di non permettere ai nostri figli di vivere la nostra normalità, perché la crisi ambientale è una crisi che ci ha portato veramente a un punto di quasi non ritorno. Io ho 4 parole chiave: immaginare, realizzare, raccontare, educare. Penso che in questo momento appunto l'alimentazione possa essere un buon esempio su questo, perché per finire con questo filo del ragionamento, non so voi, ma io in questo momento, in questi mesi, ho reagito moltissimo alla crisi concentrandomi su una delle poche attività consentite, cioè mangiare. Ma se noi tornassimo a mangiare dopo su come mangiavamo prima, non faremo altro che accelerare una crisi davvero molto molto forte. Immaginare, cosa vuol dire immaginare? Immaginare può sembrare qualcosa di molto lontano da realizzare, può sembrare qualcosa di molto lontano dalla concretezza della politica, ma invece io credo che siamo nel mezzo di una transizione anche dell'immaginario, e quindi lo sforzo che va fatto da parte di tutti è che noi dobbiamo proprio immaginare il mondo in maniera diversa, e in questo senso davvero sposo le parole di Daniele Oliva, cioè la narrazione non è semplicemente comunicazione di una buona comunicazione di qualche idea, è proprio avere una visione diversa del presente e del futuro. L'altra cosa che mi sembra fondamentale è un altro meccanismo psicologico, proprio perché questo è un momento di grande crisi, noi tendiamo a ripiegarci su ciò che è familiare, invece dobbiamo in certo senso attrezzarci a prepararci per qualcosa che non è familiare. Di nuovo, la crisi ambientale vuol dire tante cose, vuol dire innalzamento del mare, vuol dire innalzamento delle temperature, tutte cose che sono talmente grandi e talmente terribili negli scenari peggiori, che si scatena una possibile reazione che è quella della negazione. Cioè noi abbiamo, semplifico molto, due diciamo, tipi di reazioni estreme a questi dati che ci vengono consegnati dagli scienziati. Da un lato c'è l'immaginario apocalittico, e quindi i film in cui il mondo o si ghiaccia o si brucia o tutte e due le cose, oppure la negazione. Cioè noi sappiamo che potrebbe essere che le nostre regioni, le nostre città non siano più vivibili nell'arco della vita dei nostri figli, se non della nostra, ma allo stesso tempo, come dire, una volta che abbiamo razionalizzato questa idea, poi torniamo a condurre delle vite normali, ma proprio perché questa è una cosa fortemente angosciante. Allora io credo che una delle sfide che possiamo, come dire, uno degli insegnamenti che possiamo trarre proprio dal fatto che stiamo vivendo in una forma di sospensione della nostra vita normale, è di cercare di attrezzarci e uscire da queste due visioni estreme, che hanno in comune l'idea che sono in certo senso ugualmente nichiliste, ci portano a essere in qualche modo, a non cambiare il presente e il futuro. Allora, io credo che qua sia il ruolo anche dell'università, l'università, diciamo, tra tanti ruoli, ma anche quello appunto di esercitarsi in un'immaginazione che non è necessariamente legata, per esempio, all'immediatezza e alla velocità del mercato del lavoro, deve pensare in tante direzioni e deve esercitarsi per creare nuovi immaginari e quindi nuove narrazioni che poi devono anche trasformarsi in forme educative. Io qui vedo una fondamentale funzione e ruolo dell'industria culturale. L'industria culturale deve fornire appunto narrazioni e forme dell'immaginario che passano per tutte le forme culturali, alte e basse che siano,
considerando il fatto poi che rispetto alla questione ambientale, appunto, che è l'orizzonte di tutto, le generazioni più giovani sono molto più attrezzate di quelle a cui apparteniamo tutti noi, credo, per capire l'urgenza di questi temi. E poi c'è la questione dell'educazione. Ecco, io su questo vorrei essere adesso un pochino più concreto, e cioè dire che credo che una sfida che ci aspetta è quella della ridefinizione delle discipline. Io sono stato invitato come coordinatore di una laurea che è la prima in Italia, che si chiama Environmental Humanities, Scienze Umane per l'Ambiente, e l'idea è proprio questa, e cioè che se vogliamo capire la gravità, quindi analizzare nella sua complessità il fenomeno, sia quello, diciamo, contingente del Covid, per cui animali e esseri umani sono venuti in un contatto assolutamente innaturale e squilibrato, sia la questione più ampia che vanno dal clima all'alimentazione, al territorio, dobbiamo proprio in un certo senso scardinare i nostri confini disciplinari tradizionali. Io credo che nei prossimi anni all'università, che è il posto, diciamo, dove è difficile ma meno difficile, ma più avanti nelle scuole, si debba andare verso una riconfigurazione dei saperi. Perché altrimenti questa settorialità ci allontana dall'abbracciare e il capire la complessità e il pericolo della crisi ambientale. I nostri studenti in Environmental Humanities sono studenti che nel loro piano di studio hanno insieme chimica e filosofia. Ecco, questo hanno ecologia, hanno letteratura e noi stessi ci diciamo ma forse gli stiamo dando un po' di tutto e non abbastanza di niente, però come dire, il sapere è sempre andato avanti, le discipline hanno una storia, hanno un orizzonte temporale, se l'università non fosse mai cambiata staremmo ancora tutti studiando astrologia e teologia e non altre cose. E quindi io credo che in primis questo appunto sono esperimenti che vanno fatti a livello diciamo accademico, dove c'è diciamo, più possibilità di sperimentare, ma a una lunga, che però non deve essere troppo lunga, io credo che si debba mettere qualcosa che chiamo provvisoriamente educazione ambientale come una necessità per tutti gli ordini di istruzione. E questo secondo me è ancora più importante perché, come indicato anche nella carta di Lipsia, che è uno dei punti di riferimento della nostra conversazione, l'educazione non avviene solo all'interno dei luoghi, diciamo, dell'istruzione formale, le università, le scuole, ma anche in altri luoghi, anche negli spazi aperti, negli spazi pubblici. E in questo senso io credo che le città del Veneto, a partire da Venezia, che ha un ruolo, una funzione simbolica fondamentale, siano luoghi ideali per la loro storia, per la loro dimensione, per le loro, diciamo, caratteristiche di socialità. Ecco, quindi da un lato appunto non siamo in una situazione molto felice e fausta, dall'altro penso che siamo in una posizione privilegiata perché credo che nei prossimi mesi e anni Venezia e il Veneto possano, come dire, candidarsi a essere in un certo senso una sorta di laboratorio mondiale per affrontare la crisi ambientale. Durante la pandemia Venezia era e continua a essere continuamente su tutti i mezzi di comunicazione e quello è un bel esempio su come bisogna completamente cambiare l'immaginario, perché se l'immaginario di Venezia è appunto un immaginario o apocalittico o della città appunto deserta e spettrale di cui si parlava prima, o della città che bisogna far tornare al prima e quindi far ripartire solo l'economia turistica, siamo diciamo dalla padella alla brace. Se invece pensiamo a Venezia come città dei saperi e delle persone che si incontrano, come città che sa stimolare l'immaginario non solo di se stessa ma di tutte le città e del mondo intero, allora io credo che noi possiamo essere all'avanguardia e anche molto concretamente creare anche nuove figure professionali. Noi gli studenti che stiamo reclutando in questo nostro primo anno sono studenti a cui non diciamo voi andrete a fare esattamente quel tipo di professione, gli stiamo dicendo vi stiamo preparando per una nuova società e un nuovo mercato del lavoro in cui le competenze ambientali dovranno essere ampie e trasversali. E quindi io diciamo così concludo pensando appunto che
sia un momento difficilissimo, ma un momento in cui invece di ritirarci solo nelle nostre sicurezze e certezze precedenti, possiamo anche forse proiettarci in un futuro diverso. Ricordo che appunto Venezia è passata attraverso varie pandemie nella storia, e quando giro in questi giorni cerco di consolarmi dicendo che alle grandi pestilenze che hanno decimato la popolazione cittadina, Venezia aveva risposto in due modi: uno, riportando nuove persone a vivere qui, e due, creando meravigliose chiese, meravigliosi monumenti. Quindi intervenire e investire sull'arte e investire sulle nuove persone con questo orizzonte della crisi ambientale credo che sia una necessità, ma anche una grande opportunità che può ridefinire i saperi non solo per il nostro territorio, ma in realtà per tutto il pianeta. Grazie. Allora, grazie. Insomma, se ci fosse il buffet potremmo anche restare il pomeriggio, perché veramente ci sono stati moltissimi spunti. Allora, prima di dare la parola all'assessore Donazan per alcune considerazioni finali, ci sono state alcune domande. Una domanda riguarda lo scorrimento dei bandi del turismo e della cultura. Stiamo valutando con le risorse disponibili che interventi fare. Nei programmi c'è un ulteriore bonus per i lavoratori autonomi della cultura, quindi al momento non sappiamo se avremo anche risorse ulteriori. E un'altra domanda riguarda il bando assegni ricerca. Lì quando abbiamo presentato il calendario abbiamo tenuto una riserva di risorse, valuteremo appunto a secondo in particolare dell'andamento rispetto alla questione dei licenziamenti eccetera, se c'è disponibilità o meno. Vi ricordo che tutto quello che abbiamo visto oggi, i vari interventi eccetera, sono disponibili sul sito fse1420.regione.veneto.it, e nella stessa pagina alla fine trovate anche il collegamento con la nuova programmazione 21-27. Chiudo, ringrazio i relatori e tutti coloro che ci hanno seguito, e ovviamente tutto il gruppo di collaboratrici e collaboratori dell'area per l'organizzazione di oggi, e cedo la parola a Elena Donazan. Grazie. Grazie, anch'io mi unisco al ringraziamento a tutti. È stato secondo me estremamente interessante ascoltare. Io ho partecipato volentieri a tutta la giornata e vi ringrazio per gli spunti e i contributi. Devo dire che siccome non voglio trarre delle conclusioni, soprattutto non voglio abusare del tempo, l'ho già fatto all'inizio, io mi riallaccio all'ultimo intervento del professor Bassi, perché unito allo stimolo che ci ha dato il dottor Conzimu sull'orizzonte dell'innovazione sociale, e anche se volessi raccogliere tutti gli spunti e gli stimoli che si sono succeduti oggi, noi potremmo veramente pensare di candidarci, lo dico a noi stessi, non è che dobbiamo candidare qualcuno, dobbiamo candidarci a prendere a prestito la frase scelta dal dottor Romano e dire che dobbiamo prendere strade nuove, perché le strade vecchie le conosciamo bene, le conosciamo talmente bene che possiamo prendere il meglio di quello e proiettarlo al futuro, dove visto che a me piace lo stimolo dell'innovazione sociale anche nei luoghi, e sull'obiettivo 5 del dottor Conzimu, cioè quello dello spopolamento, guardate che si tratta anche di desertificazione culturale alle volte. Se penso a quanto detto dal professor Bassi, Venezia non può tornare aggredita dalle formiche cinesi o dalla desertificazione culturale che sta avvenendo sul nostro piccolo commercio, perché non avremo più chi fa il vetro. Cioè banalmente noi stiamo guardando ad una bellezza che sta sfiorendo e che sta spopolandosi in tutti i sensi. Ma su questo intendo pensare a Venezia perché è quella narrazione che ci serve. Cioè se noi vogliamo rilanciare un po' tutto, tenendo conto che il Veneto è una grande città metropolitana, che le scelte della Regione del Veneto anche nel posizionamento del turismo stanno facendo parlare di The Land of Venice e non più di Veneto da qualche tempo, perché abbiamo deciso di darci questo tipo di stimolo. Tra le tante cose che faremo dovremo anche ripensare ai luoghi, ai nostri luoghi dei centri storici, e certamente nelle programmazioni che abbiamo avuto quando abbiamo parlato di impresa creativa abbiamo anche tracciato una linea sull'ibridazione dei saperi e su quelle contaminazioni che voi avete chiesto a più voci, perché quando cerchiamo di non solo ridefinire le discipline ma anche noi stessi cercando di mettere insieme
l'obiettivo che per noi deve rimanere quello della qualità della vita, che passa attraverso la buona occupazione, che per noi significa aiutare le imprese, quello che ha detto Venier prima, noi facciamo politiche per il lavoratore fine a se stesso, un po' quel che ho detto anch'io, non mi serve il sostegno e la sopravvivenza, mi serve un progetto di vita, che è quella narrazione che non è solo cosa come comunico, ma che visione ho di me stessa persona, e quindi ecco perché abbiamo investito molto in questi anni nell'istruzione e formazione, e lo faremo ancora. Poi il dottor Conzimu Ludovico ce l'ha ben sottolineato, perché riteniamo che una persona felice sia una persona realizzata, e per realizzarsi ha bisogno di un'aspettativa di vita che gli dica dei suoi valori, dei suoi talenti, ma anche di quello che c'è attorno a sé, perché sennò è un mito incapacitante quello che creiamo. Che cosa abbiamo di fronte oggi? Tutti luoghi da ripensare, e però abbiamo la fortuna di vivere in una terra che ha i fondamentali, come dico io, buoni. Cioè noi, se guardiamo il 2019, guardate che quasi tutti gli indicatori erano positivi, anche di settori di grande pregio, di grande valore, del manifatturiero di qualità. La Concia che avete premiato era uno dei settori lepre, cioè che aveva avuto l'incidenza più alta di innovazione, di ricerca, di gestione ambientale, perché era passata da un disastro qualche anno fa ed oggi completamente ripensata, sì. Ma pensa all'occhialeria, tutto il sistema della moda che oggi soffre, parlerà italiano nel mondo, ma che ha la sua capacità nelle mani qui. Ecco, allora, io legando questi fili, e la prossima programmazione potrà essere questo, io vorrei candidarci a un'innovazione sociale spinta sui luoghi, perché ne abbiamo di straordinariamente belli da ripensare dentro le persone e con il valore culturale che queste hanno, perché un luogo non è uguale a se stesso se ci metto un tutto a €1 o un artigiano artista, è completamente differente. E se io voglio cambiare anche il mondo che mi gira attorno e far arrivare qui qualità, devo offrire qualità. Ecco, allora io ho avuto molti stimoli stamattina, anch'io se ci avessi avuto un buffet vi avrei importunato, perché poi la roba peggiore è mangiare con la roba in bocca e quelli che ti parlano, e quindi troveremo formule diverse. Però approfondiamoli questi, perché anche uno degli stimoli che ci ha dato Adelina è stato quello, il dottor Romano poi io mi sono messaggiata perché sorrideva, di dire, bene, lavoriamo anche per settori di riferimento, perché questo ci dice la possibilità di farlo nella Commissione europea, perché la filiera corta è anche quella che non ti fa dipendere dall'altra parte del mondo. Guardate che in una prima fase del lockdown, alcune imprese che sono tra i settori più altamente di valore produttivi, la meccanica di precisione, la meccatronica veneta, cioè tutto l'automotive del mondo viene fatto in larga parte qui nella sua componentistica, era servente a quello che accadeva nel Far East, mancando la libera circolazione non solo delle persone ma delle merci, noi qui siamo rimasti bloccati. E questo può valere pertanto. Mi si dice che il distretto del tessile di Biella, che era preziosissimo negli anni 80 e 70, che poi ha avuto il suo declino perché siamo andati a produrre altrove, oggi deve tornare a produrre perché alcuni grandi marchi hanno bisogno di avere questa filiera corta. Allora la filiera corta vuol dire che devi comunque riaggiornare tutte le tue competenze. Ludovico era venuto con noi a vedere un progetto che avevamo fatto sugli atelier aziendali, che è uno dei bandi più belli e che ci dà tanta soddisfazione in termini di qualità, con le tessiture Bevilacqua, dove c'è un arcolaio di Leonardo da Vinci che funziona. Lì dentro ci sono delle giovani donne che lavorano, ma sono preziose più dell'oro, perché non le trovi. Sono laureate in architettura, non è mica solo la magliaia perché deve avere una raffinatezza talmente alta e potente, ma può vivere da solo tessiture Bevilacqua, perché noi ci innamoriamo di quella bellezza. Se non ha una rete di connessione, se non ha dei servizi collegati, se non ha una città che risponde, se non ha una clientela raffinata, avremo un pezzo di museo che teniamo in vita, ma che non produce valore per il futuro. Ecco, per me le strade nuove sono queste e credo che nella prossima programmazione potremo fare veramente molto. Ultima riflessione che faccio sui luoghi. Io credo molto che i comuni, prima abbiamo avuto una testimonianza, possono diventare, perché il primo posto, come dicevamo anche noi, e per questo ci siamo convinti, quando una persona perde il lavoro è fragile culturalmente, va dal sindaco. L'Italia è fatta così. L'Italia è fatta di piccole municipalità, di piccoli comuni, dove la figura che ha la maggiore reputazione è il sindaco, cioè è proprio l'amministratore di prossimità. Allora gli sportelli lavoro da fare anche nei comuni, ripensando
anche a questo, per intercettare i più fragili, è l'altro aspetto di inclusione sociale dove potremo fare molta innovazione nei luoghi. Mi taccio perché sennò non potete andare a pranzo. Grazie veramente e spero che ci si veda in presenza. In ogni caso queste modalità sono anche piuttosto facili, magari focalizzeremo in qualche altro incontro, non solo in questi che sono dovuti e molto piacevoli per noi, molto gratificanti, però anche qualche approfondimento su alcune questioni che adesso, almeno per me e la mia area, metteremo a fuoco in termini anche di priorità e di focalizzazione. Grazie veramente di cuore per le vostre, per me molto stimolanti relazioni.